Allora, direi che siamo in live, vediamo se appunto StreamYard ci dà qualche nuove, ma direi di sì. Quindi bentornati su Parresia. Dunque, di che cosa parliamo oggi? Penso che avrete sicuramente visto la copertina. 3 giorni fa era appunto l'anniversario di questo, dell'inizio, insomma, di questo avvenimento di cui andremo a parlare sia oggi sia nella prossima e ultima live della stagione, ovvero la Rivoluzione francese. E ne parleremo con il nostro ospite, un gradito ritorno, il cittadino Elia Morelli. Quindi ciao Elia e bentornato. Ciao Luca, ciao a tutti gli amici e alle amiche di Parisi, è sempre un piacere essere qui con te e con voi. Grazie a te anche per averci dedicato tutto questo tempo. Solitamente le live che facciamo insieme durano uno sproposito, ma sono dense veramente di informazioni, quindi insomma spero che appunto interessino specialmente voi, perché a me interessano veramente molto. Detto questo, allora ovviamente, come di consueto, vi ricordo di mettere like, seguire ovviamente la live, iscrivervi, commentare sia adesso che dopo, condividere, insomma, fare tutto ciò che uno youtuber esperto solitamente dice e vi chiede di fare, specialmente perché, insomma, cerchiamo di titillare questo maledetto algoritmo di YouTube che spesso, insomma, a chi divulga storia, diciamo, rende le cose un cicinino complicate. Quindi io innanzitutto vi ringrazio appunto per il sostegno che mi date, ci date, specialmente quello zoccolo duro che segue costantemente queste live a tema d'età, di storia, o perlomeno dell'età moderna. Detto questo, mando alle ciance. A questo punto, Elia, hai fatto come sempre delle slide che io agevolo, e quindi a questo punto noi intanto cerchiamo, e questo lo premetto dato che c'è scritto proprio qui, questa prima parte, quindi questa live si incentrerà principalmente sullo scoppio della rivoluzione e sulle cause anche. Quindi, per quanto ovviamente la datazione è dal 1789 fino al 93, in realtà inizieremo ben prima, già dagli anni 80, in realtà del Settecento, per indagare veramente le cause profonde di questo avvenimento e di questa serie, oltretutto di eventi storici. Quindi, di conseguenza, a questo punto io lascio a te la parola. Ovviamente, quando vuoi, insomma, dimmi quando per l'appunto cambiare la slide, e direi di iniziare appunto con questa frase di Desmoulins, lasciandoti la parola. Prego, Elia. Grazie Luca, e quando vuoi entra pure a gamba tesa per commenti e riflessioni varie che sono sempre ben accette. Se iniziamo subito a parlare oggi della Rivoluzione francese, un evento epocale che ha cambiato radicalmente la storia dell'Europa e transatlantica. A partire proprio da questa frase di Camille Desmoulins, pronunciata nel 1789, quando scrisse questo libello infuocato che infervorò gli animi dei francesi, la France libre, la Francia libera, in cui appunto Desmoulins incise: tutto questo bene sta per attuarsi, questa rivoluzione fortunata e questa rigenerazione stanno per compiersi. Nessuna potenza sulla terra è in grado di impedirlo. Per un sublime effetto della filosofia, della libertà e del patriottismo siamo divenuti invincibili. Desmoulins parlava alle chiassose masse francesi, al popolo, mettendo al centro la filosofia, la libertà e il patriottismo, che secondo lui erano proprio i protagonisti principali di quel preciso momento storico che avrebbe cambiato per sempre il volto della Francia. Ma chi era Camille Desmoulins? Partiamo magari dalla sua storia per poi addentrarci meglio sulle cause che hanno determinato poi lo scoppio della rivoluzione francese, andando a prendere in considerazione quei momenti frenetici che hanno condotto alla presa della Bastiglia del 14 luglio 1789, che hai citato in precedenza, perché Camille Desmoulins era un uomo del suo tempo che incarnò perfettamente lo spirito della Francia dell'epoca. Era figlio di un funzionario locale della Piccardia, fra i più stretti consiglieri di Georges Danton, anche lui grande personaggio che avrà un ruolo da protagonista nella rivoluzione francese, e Desmoulins riteneva che il popolo avesse giocato di certo un ruolo determinante per lo scoppio della rivoluzione,
ma che avesse avuto bisogno di una guida, riconoscendo in questo secolo di illuminismo, cito, il più bel monumento che la filosofia e il patriottismo abbiano lasciato all'umanità, la vera ispirazione della rivoluzione. Fu la filosofia, secondo Desmoulins, il motore principale della rivoluzione. Senza quindi la ragione, un criterio essenziale per la giustizia sociale, per l'uguaglianza, non si sarebbe giunti a cambiare radicalmente il sistema oppressivo che vigeva e regnava in Francia. E infatti in questo suo autorevole pamphlet, denominato proprio la France Libre, Desmoulins afferma che nella Francia dell'antico regime, prima del 1789, la nobiltà e il clero avevano mantenuto la posizione di dominio non perché avessero conquistato con la forza un tale diritto e imposto i loro privilegi, ma perché l'ordine sociale dell'antico regime aveva resistito grazie al consenso della maggioranza. E quindi sul banco degli imputati Desmoulins metteva proprio il popolo. Quel popolo a cui lui parlava con tanto fervore era anche messo sul banco degli imputati perché colpevole di aver rinunciato alla ragione, di aver rinunciato a quel coraggio necessario che avrebbe condotto, e lo avrebbe condotto poi nell'estate del 1789, a far valere i suoi diritti e quindi ad abbattere un sistema dominato dal dispotismo. Desmoulins quindi considerava questa diffusa accettazione popolare una gigantesca costruzione di ignoranza e di superstizione, un intralcio da eliminare il prima possibile. E infatti quasi tutti erano d'accordo che il principale responsabile del crollo delle fondamenta della società francese, della legittimità del suo codice morale, della religione, nonché della formazione di un nuovo ordine, fosse proprio la filosofia. Cioè la filosofia, nel momento in cui il popolo si rese filosofo, in un certo senso, per utilizzare una perifrasi un po' altisonante, e in realtà non fu proprio così, ma nel momento in cui alcuni personaggi decisi ad usare l'armamentario filosofico per sollevare le masse, bene, ecco che a quel punto il popolo poté seguire un manipolo di persone che riuscirono proprio ad abbattere il sistema. E ancora Desmoulins afferma sostanzialmente come il suo scopo all'interno della France Libre, lo scopo non solo suo, ma anche degli altri compagni che avevano combattuto insieme a lui per affermare gli ideali e i valori che poi avrebbero distillato il movimento rivoluzionario, ecco, il suo scopo era di esporre con più precisione ciò che di utile era già stato dimostrato, alimentando il fuoco fortunatamente riacceso dalla fiamma della filosofia. E che cosa esattamente, secondo Desmoulins, la filosofia aveva dimostrato? Che, cito ancora, la nobiltà era la peggiore delle pesti, che occorreva riscrivere le leggi di tutti i paesi, che la monarchia, ben lungi dall'essere la migliore, era la peggiore forma di governo possibile, che i preti non servivano e che la religione aveva bisogno di essere riformata alla base. I re avevano consegnato la Francia al dispotismo, ma persino dal popolo più oppresso nasce qualche anima repubblicana per la quale l'amore della libertà ha più importanza di qualunque istituzione esistente. Insomma, alla società non serviva solo una repubblica, ma secondo Desmoulins serviva una repubblica democratica retta sull'uguaglianza e sulla giustizia sociale. La giustizia sociale e l'uguaglianza che solo, insomma, la ragione poteva affermare. Ora, se andiamo avanti nella prossima slide, vediamo come fondamentalmente in questo periodo si assiste ad un profondo mutamento nella concezione della sovranità politica che sconquassa radicalmente il sistema di ordine che aveva regnato fino a quel tempo. E qui faremo di fatto una comparazione tra la rivoluzione francese e in parte anche la rivoluzione americana, che sono i due eventi epocali che cambiano e costituiscono una svolta decisiva in questo preciso periodo storico, ma di fatto nella storia politica sociale dell'Occidente. E il profondo mutamento nella concezione della sovranità politica parte dal fatto che nella società di antico regime il re
derivava e originava il proprio potere dalla divinità, quindi era Dio che sostanzialmente concedeva al re l'autorità e la sovranità, il quale poi la concedeva a sua volta ai funzionari e alle istituzioni del regno. In seguito cambia completamente il rapporto, perché a quel punto i rappresentanti, cioè coloro che fanno parte della classe dirigente, che costituiscono e detengono il potere politico, originano questo loro potere politico dal popolo, e quindi è il popolo di fatto ad avere la sovranità. Se prima la sovranità appartiene al re mediante intercessione divina, dopo la sovranità apparterrà al popolo, il quale lo concederà di fatto a dei rappresentanti politici. Andiamo pure alla slide successiva, perché questi sono poi le origini e i caratteri distintivi, cioè il motivo originario che conduce e ha condotto allo scoppio delle rivoluzioni, a quella americana e poi anche a quella francese, era la questione fiscale, ma una questione fiscale che si legava indissolubilmente a una questione di rappresentanza politica, e quindi anche a una concezione di identità, di cultura, di vedere il proprio ruolo all'interno della società in un determinato contesto, ma il vedere anche il proprio ruolo nel mondo cambiato in maniera importante. Quindi i caratteri distintivi sono questi, ovvero la nuova concettualizzazione della politica che si traduce proprio nella redazione di dichiarazioni di principi e di costituzioni. Le dichiarazioni dei principi fondamentali, come la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, il 1776, a cui poi farà eco successivamente la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, su cui ritorneremo, ma anche la necessità da parte del popolo, che si fa sovrano, di voler riscrivere le regole del gioco politico attraverso la redazione di elaborate carte costituzionali, come la Costituzione del Regno di Francia, la prima Costituzione del Regno di Francia, che porta e dà vita alla monarchia costituzionale del 1791, e soprattutto la Costituzione degli Stati Uniti d'America del 1787, che invece forma una repubblica federale presidenziale. Andiamo pure alla slide successiva, Luca, perché andando più addentro alla questione, quale era la situazione in Francia negli anni 80 del Settecento, ma già prima, insomma, nella società di antico regime? La situazione era questa: alla fine del Settecento l'80% della popolazione francese viveva e lavorava nelle campagne, e i contadini subivano ancora pesanti oneri feudali da parte dei nobili, quali ad esempio percentuali sul raccolto, corvée, quindi forme di lavoro coatto che veniva imposto senza remunerazione da parte dei nobili o da parte anche del clero nei confronti dei contadini o anche nei confronti di altri lavoratori, forme di servitù con drastiche limitazioni, insomma, alle libertà personali, e soprattutto vediamo come c'è una profonda diseguaglianza economico-sociale, in particolar modo per quanto riguarda la redistribuzione terriera e quindi della proprietà fondiaria. L'80% della proprietà della terra appartiene proprio all'aristocrazia, il 10% al clero, e quindi la maggioranza della popolazione francese, ovvero il 98%, che poi viene racchiuso in quello che è definito il terzo stato, deteneva solo una piccola parte della proprietà della terra. E i primi due ordini godevano, il clero e la nobiltà, di moltissimi privilegi. Possiamo andare anche alla slide successiva, quella in inglese, che è molto ironico per raccontare la storia di Francia, perché di fatto la situazione, insomma, era questa. Nel 1789, alla vigilia della rivoluzione, i tre ordini del regno costituivano ancora il tessuto della società francese, e ad eccezione del re stesso, noto come il primo gentiluomo del regno, ogni francese era organizzato in uno dei tre ordini. Ora, secondo lo storico francese Georges Lefebvre, che ha studiato approfonditamente la rivoluzione francese e anche la strutturazione della società transalpina, dei 27 milioni di persone che vivevano in Francia nel 1789, non più di 100.000 appartenevano al primo ordine, cioè al clero, mentre circa 400.000 appartenevano al secondo, la nobiltà, e quindi la schiacciante maggioranza apparteneva al terzo stato. Ora il clero godeva
di notevole potere e privilegi nella Francia di antico regime, perché il re rivendicava la propria autorità per diritto divino, la Chiesa era strettamente legata alla corona e alle funzioni di governo. Il potere politico e sociale della Chiesa gallicana ebbe effetti di vasta portata in tutto il regno, dalla revoca dell'editto di Nantes nel 1685, che vale la pena ricordare, con l'editto di Fontainebleau nel 1685, Luigi XIV, re di Francia, abolì proprio l'editto di Nantes, che era del 1598, a conclusione delle guerre di religione, della guerra civile in Francia. I francesi furono automaticamente considerati cattolici e tutti i registri di nascita, morte e matrimonio furono conservati nelle mani dei parroci. Quindi se con l'editto di Nantes erano state fatte delle concessioni soprattutto agli ugonotti, che erano sostanzialmente i calvinisti francesi, con la revoca dell'editto di Nantes nel 1685 i calvinisti francesi, e in generale anche poi tutte le altre sette religiose che vivevano all'interno della Francia, persero qualsiasi tipo di diritti che comunque sia erano già stati bastonati in un certo senso da Richelieu negli anni 20 del Seicento, anche se più dal punto di vista militare che non dal punto di vista, ecco, prettamente confessionale. Comunque sia, quasi l'intero sistema educativo francese era controllato dalla Chiesa, che deteneva anche il monopolio dell'assistenza ai poveri e delle forniture ospedaliere. Quindi la Chiesa e le diverse strutture associate ad essa avevano un ruolo molto importante. La Chiesa, per esempio, manteneva anche la censura su qualsiasi cosa fosse legalmente stampata. Quindi il cattolicesimo, garantito dalla Chiesa gallicana in Francia, era così importante che senza i sacramenti cattolici i sudditi del re non avevano esistenza legale e i suoi figli erano considerati bastardi e non avevano diritti di eredità. E quindi ecco, fu solo negli anni immediatamente precedenti la rivoluzione che i protestanti francesi iniziarono finalmente a vedere i loro diritti in qualche modo riconosciuti. Vale la pena ricordare come Luigi XVI, re di Francia, proprio nel corso degli anni 80 del Settecento, poco prima del 1789, aveva dato avvio a delle riforme volte a garantire dei diritti di tolleranza nei confronti dei calvinisti e delle altre minoranze religiose che vivevano all'interno del Regno di Francia, e a dare avvio anche ad una considerevole emancipazione nei confronti delle comunità ebraiche presenti sul suolo francese. Il clero francese, comunque sia, si era organizzato in una formidabile istituzione, creando un'assemblea generale che si riuniva ogni 5 anni per tutelare gli interessi della Chiesa, aveva tutta una serie di privilegi che erano riconosciuti dallo Stato, e quindi giocava un ruolo molto importante all'interno del regno. Anche il secondo ordine, la nobiltà, godeva di numerosi privilegi. Alcuni erano di natura militare, come il diritto di portare la spada, che aveva una valenza non solo militare, ma anche onorifica, mentre altri erano privilegi molto più concreti, come ad esempio l'esenzione dalla tassa diretta di base, nota come la taglia. Questa immunità era giustificata dal fatto che gli antenati dei nobili avevano rischiato la vita per difendere il regno, pagando quella che era nota come la tassa del sangue. E quindi non ci si aspettava che contribuissero anche loro alle tasse comuni che dovevano invece pagare le persone normali. Tuttavia, a differenza del clero, la nobiltà non era esente da ogni tipo di tasse, poiché dal regno di Luigi XVI, che aveva assunto il ruolo di sovrano nel 1774, alla morte del padre Luigi XV, nonno. È più il nonno, Luigi perdonami, Luigi XV, dovette pagare insomma la tassa pro capite, la cosiddetta vingtième, che imponeva a tutti i sudditi francesi, ad eccezione del clero, di versare il 5% del loro reddito netto. Ma anche questi obblighi fiscali erano mitigati dai privilegi della nobiltà e non costituivano un onere finanziario significativo per l'aristocrazia francese. E insomma... Tra l'altro ricordo, scusami Elia, che all'interno poi dell'aristocrazia francese non è che c'erano solamente i cosiddetti nobili di spada o di sangue, ma di fatto c'erano poi
e questo fenomeno ci sarà specialmente in realtà dall'inizio della dinastia borbonica con Enrico IV fino a questi eventi, la cosiddetta noblesse des togs, cioè parliamo di anche venalità di cariche, cioè cariche nobiliari che venivano vendute proprio, anche pubblici uffici proprio, che venivano venduti di fatto a chi poteva permetterselo, e quindi di conseguenza anche i titoli nobiliari venivano acquistati regolarmente e di conseguenza, insomma, il secondo stato rimpinguò un pochino le fila nel tempo, anche in questa maniera. Certo, con una percentuale estremamente minore rispetto al terzo stato, che vedremo tra poco. Poi c'è una domanda che riguarda anche questa cosa, ma te la farò dopo da parte di un ascoltatore. Continua lì. Sì, magari facciamola anche al termine dell'esposizione riguardo ante il terzo stato. Comunque sia, per concludere per quanto riguarda la nobiltà poi controllava insomma una buona parte dell'intero territorio del regno, da cui riscuoteva i suoi tributi feudali e soprattutto godeva insomma di diritti che considerava naturali e che quindi portavano naturalmente i nobili al governo in virtù della loro nascita. Gli aristocratici includevano di fatto tutti i ministri dell'amministrazione regia, tutti gli alti ufficiali dell'esercito e quasi l'intero gabinetto del re, ad eccezione di una figura che vedremo tra poco, ovvero del borghese, banchiere, protestante svizzero ginevrino Jacques Necker, controllore generale delle finanze, che appunto era borghese e non aristocratico. E il terzo stato, insomma, il terzo stato non godeva di privilegi e diritti, rappresentava oltre il 90% della popolazione, ma insomma aveva un ruolo portante per quanto riguardava il tessuto sociale e economico francese. E comprendeva diversi sottogruppi, tra classi alte e medie note come la borghesia, di cui facevano parte ricchi mercanti, banchieri, ma anche avvocati, medici, mentre il secondo macrogruppo si riferiva alla classe operaia, definiamola in questo modo, bottegai, negozianti, artigiani, ma anche disoccupati, nullatenenti. Quindi, insomma, tutti rientravano all'interno del terzo stato, ad eccezione proprio del clero e della nobiltà. La borghesia, in questo preciso contesto storico, era una classe in continua crescita. Nel 1789 si pensa che circa 2 milioni di persone potevano essere classificate come tali, più del doppio rispetto a mezzo secolo prima. Quindi c'era stata una crescita costante da parte della borghesia, in particolar modo dei mercanti, e controllavano un'immensa quota della ricchezza nazionale, la maggior parte del capitale industriale e commerciale, quasi un quinto di tutta la ricchezza privata francese era di proprietà borghese dei ricchi mercanti di Nantes, di Bordeaux, di Marsiglia. Pensiamo per esempio soprattutto ai ricchi mercanti di Bordeaux, di Nantes, ma anche di La Rochelle, che si erano e si stavano arricchendo in maniera veramente molto importante con la tratta degli schiavi e con le piantagioni caraibiche, con il commercio triangolare, con la tratta transatlantica. E così come, insomma, molti borghesi contribuirono anche con i loro finanziamenti a foraggiare la costruzione di teatri a Parigi e Bordeaux, così come fu sempre la borghesia a finanziare anche giornali, università, biblioteche pubbliche e quindi insomma a dare impulso ad una straordinaria espansione commerciale, industriale, ma anche intellettuale all'interno della Francia. E poi abbiamo i poveri, perché se la borghesia si arricchiva e faceva sempre parte del terzo stato, i poveri si impoverivano sempre di più. I contadini costituivano, come abbiamo visto prima, l'80% della popolazione francese e molti di loro vivevano in campagna. Anche in periodi di prosperità si stima che 8 milioni di persone fossero disoccupate su 27 milioni quali erano le persone che abitavano all'interno della Francia, e 2-3 milioni di persone potevano unirsi a questi 8 milioni di persone che abitualmente erano disoccupate in periodi di crisi.
e la serie di cattivi raccolti che colpirono la Francia negli anni 70 e 80 del Settecento contribuì anche alle difficoltà economiche degli agricoltori, la cui sicurezza finanziaria e non solo, anche alimentare, e quindi la propria sicurezza di natura, potremmo definirla esistenziale, era direttamente legata al successo dei raccolti, e moltissimi contadini si trasferirono proprio per questo motivo nelle città in cerca di lavoro, tanto che nel 1789 a Parigi vivevano 600-650 mila persone, il che portò a un aumento importante non solo della popolazione che viveva all'interno della capitale francese, ma anche ad un aumento delle disuguaglianze economico-sociali, alla crescita dei furti, dell'accattonaggio, del contrabbando, della prostituzione, poiché non c'erano abbastanza lavori per tutti. E quindi in questo frangente si andarono anche a costituire i cosiddetti sanculotti, che erano disprezzati dai ricchi, che consideravano l'accattonaggio e la prostituzione delle classi inferiori un segno della loro depravazione morale, sanculotti su cui però torneremo successivamente, perché come vedremo saranno il cuore pulsante del popolo francese, soprattutto nel prendere le armi e quindi andare a sostenere in maniera convinta la rivoluzione. Nel 1783, qui poi passiamo alla slide successiva, Louis-Sébastien Mercier, che era un importante intellettuale francese, che si era tra l'altro distinto per aver scritto un'importante opera contro la schiavitù e per la liberazione dei neri, descrisse il crescente divario tra ricchi e poveri come segue, cito: la distanza tra i ricchi e gli altri cittadini aumenta ogni giorno, l'odio si fa più aspro e lo Stato si divide in classi, gli avari insensibili e i malcontenti mormoratori. Insomma, la situazione quindi era alquanto incandescente, e era incandescente soprattutto a causa di questa dell'enorme debito pubblico in cui l'enorme debito pubblico del regno francese, perché l'economia transalpina era in crisi, un enorme debito pubblico di circa 390 milioni a causa delle numerose spese che erano state sostenute sia a causa delle diverse campagne belliche combattute nel corso del XVIII secolo, non solo le guerre di successione, quella spagnola che fu l'ultimo grande conflitto combattuto dal Re Sole, Luigi XIV, la guerra di successione polacca con l'austriaca, la guerra dei 7 anni che condusse gli inglesi a sconfiggere i francesi, ad affermarsi come grande potenza talassocratica a livello mondiale, e poi soprattutto la guerra rivoluzionaria americana che si stava combattendo proprio in quel preciso momento, tra il 1775 e il 1783, dove i francesi, con una alleanza nel 1778, scesero direttamente in campo a sostegno dei rivoluzionari nordamericani contro la Gran Bretagna. Ne uscirono ovviamente vincitori i francesi e i rivoluzionari nordamericani, ma insomma anche la guerra di indipendenza americana pesò notevolmente sul bilancio statale. Tra l'altro aggiungo riguardo quest'ultima cosa, tra l'altro recuperatevi le 2 live inerenti alla rivoluzione americana, ma proprio su questa parte Luigi XVI oltretutto, quando sostenne anche finanziariamente i patrioti, diciamo così, americani o dei futuri comunque Stati Uniti d'America, rivolle poi dopo i soldi indietro, soldi che poi insomma ebbe non ebbe in quel momento, e quindi questo contribuì ulteriormente ad acuire un debito pubblico che ovviamente lo portò, anzi portò l'intero paese sulla bancarotta. Sì, perché si parla insomma di circa 2 miliardi di lire francesi che vennero spese dai francesi per sostenere proprio i ribelli nordamericani, e oltre a questa causa ve ne erano anche altre di più profonde, di antiche, e che erano cause direttamente connesse alle aporie sociali e alle profonde fratture, alle profonde disuguaglianze che regnavano proprio all'interno della Francia, e cioè cause connesse agli alti costi della corte
e dei nobili, e quindi agli sprechi, ai privilegi, alle esenzioni di cui godevano clero e nobiltà, che poi rappresentarono anch'essi un peso considerevole per quanto riguarda il bilancio pubblico del regno. E infatti, per cercare di trovare una soluzione a questo problema, nel 1781 il banchiere ginevrino Jacques Necker, nominato direttore generale delle finanze nel 1776, pubblicò il rapporto al re, il rendiconto al re. E che cosa fece all'interno di questo rendiconto al re? Necker decise di falsificare il bilancio per farlo risultare inattivo, allo scopo di incoraggiare i prestiti di cittadini facoltosi nel sostenere lo Stato. Quindi presentare uno stato del debito pubblico francese migliore rispetto a quello che era, così da favorire l'intervento dei sudditi a sostegno proprio dello Stato, e per cercare di creare un volano economico in grado di rilanciare la Francia. E per salvare l'economia poi venne proposto di estendere la tassazione anche alla nobiltà e al clero. Tuttavia solo gli stati generali, l'assemblea che riuniva rappresentanti di clero, nobiltà e terzo stato, potevano approvarlo. Andiamo pure alla slide successiva. Perché? Perché dopo Necker, che venne insomma silurato dal sovrano Luigi XVI, venne convocato al suo posto un altro ministro delle finanze, Charles-Alexandre de Calonne, che fu controllore generale delle finanze francesi tra il 1783 e il 1787, e Calonne, che era completamente ostile alle idee e ai progetti politico-economici di Necker, sulla necessaria compressione delle spese, decise di adottare un progetto politico riformistico molto ampio, molto anche assertivo, cercando innanzitutto in modo pragmatico di ristabilire il credito per poi intraprendere una politica forzenata di prestiti che ebbero sì l'effetto di rilanciare l'attività, ma anche di alimentare in maniera sensazionale la speculazione. Tra le diverse riforme attuate da De Calonne ci fu senz'altro l'istituzione della Compagnia delle Indie, che venne di nuovo istituita per la terza volta dal Regno di Francia. La prima, vale la pena ricordare, che venne istituita nel 1664 da Colbert sotto Luigi XIV, e poi soprattutto il tentativo da parte di De Calonne di arrivare a stipulare un nuovo trattato economico internazionale di grande portata con il nemico per eccellenza della Francia, cioè l'Inghilterra, nell'intento proprio di incrementare gli scambi commerciali con l'impero coloniale inglese, in particolar modo però con Londra, così da permettere a Parigi, che nel frattempo nei Caraibi, in particolar modo nella colonna di Santo Domingo, oltre che in Martinica e Guadalupe, produceva uno zucchero di alta qualità a basso costo, invadendo il mercato europeo, di poter insomma incrementare la vendita dello zucchero anche verso l'Inghilterra. E poi soprattutto l'unica cosa che mise d'accordo in un certo senso Necker e De Calonne fu il nuovo tentativo anche da parte di De Calonne di introdurre una tassazione nei confronti della nobiltà e del clero, nel tentativo proprio di far contribuire anche agli altri due ordini, al primo e al secondo ordine, al risanamento delle casse statali. In realtà però l'incapacità di affrontare la crisi fiscale, nonostante i numerosi interventi da parte di De Calonne, condussero nell'agosto 1788 il re Luigi XVI a convocare gli stati generali per l'anno successivo. Andiamo pure alla slide seguente, quella relativa alle cause ideologiche e sociali della rivoluzione, perché ci sono diverse cause ideologiche e sociali, ma poi anche cause più immediate. Intanto la volontà
di cancellare i privilegi, gli abusi e le disuguaglianze tra i ceti, come abbiamo visto finora, che erano veramente incredibili. E poi l'influenza del pensiero illuminista e anche della rivoluzione americana sull'idea di Stato. Quindi la necessità di abbattere dei privilegi di cui godevano clero e nobiltà, ma anche di ridisegnare una nuova architettura politico-costituzionale fondamentale per tutelare certi inalienabili diritti che dovevano appartenere a tutti i cittadini su un piano di uguaglianza legale e paritaria. E poi affermazioni di valori, quali appunto la libertà, l'uguaglianza e in particolar modo la rappresentanza politica. Le cause immediate furono l'aumento dei generi alimentari, l'inflazione galoppante, la crescita della disoccupazione, la stagnazione economica, dovuta in particolar modo alla crisi agricola e manifatturiera, e in particolar modo l'aumento del costo del pane, dei generi alimentari, che creò delle criticità molto importanti in campagna e anche e soprattutto nelle città, per poi come si manifestarono. E poi la contrarietà al dispotismo assoluto, la riluttanza verso i privilegi, l'impopolarità della famiglia reale del sovrano Luigi XVI e della regina Maria Antonietta, chiamata con disprezzo l'austriaca. Sì, l'austriaca, insomma. I francesi dell'epoca la chiamavano l'Autrichienne, ma marcando, diciamo, l'ultima parte, la parola che appunto ha il suono di chien, e diciamo così, indicandola come fondamentalmente una poco di buono, rappresentandola, diciamo, come la femmina del cane, però austriaca. Quindi era un po' questa l'offesa che cercavano sempre, e diciamo un po' l'idea che avevano di questa loro regina ovviamente sì, austriaca, figlia di Maria Teresa d'Asburgo, e che fu un po' parte anche di un patto del cosiddetto ribaltamento delle alleanze sotto Luigi XV, quando appunto fu data in moglie poi a suo nipote. Ecco, prego Elia. Sì, andiamo pure alla slide successiva, perché l'impopolarità della regina Maria Antonietta, in questo caso innocente in un certo senso di questa vicenda, però è emblematica e manifesta plasticamente quale era la situazione all'interno del Regno di Francia e soprattutto dei privilegi, degli sprechi, degli intrighi anche di corte, che portarono a un chiacchiericcio diffuso all'interno della società francese e quindi ad aumentare l'inimicizia e l'ostilità nei confronti della casa reale, ma più in generale nei confronti del clero e della nobiltà. Un affare, quello della collana, lo scandalo della collana, che è poco noto, a dire la verità, ma che insomma è emblematico proprio di questo preciso momento. Fu una truffa. Sì, diciamo che, oddio, poco noto. In verità è stata materia anche di film, eppure una parte, diciamo, della storia dell'anime Le Rose di Versailles, che noi qua in Italia conosciamo come Lady Oscar, poi fu ripresa questo avvenimento. Sì, fu di fatto una truffa organizzata ovviamente da la signorina che vedete in alto, quella più piccolina come immagine, cioè appunto Jeanne de la Motte, che però è una Valois, diretta discendente di Enrico II di Valois. Inutile dire che, essendo la ex famiglia regnante di Francia decaduta con l'avvento di Enrico IV di Borbone, e di fatto non se la passò bene come diciamo questa famiglia anche da un punto di vista economico, successivamente lo stesso Luigi XVI riuscì in qualche modo a alleggerire un po' il peso della miseria a questo ramo, diciamo, ex ramo regnante francese, dando praticamente una piccola pensioncina. E inoltre questa signorina riuscì anche a sposarsi con appunto mi pare Nicolas de la Motte, un nobiluccio fondamentalmente, che però insomma, come si suol dire, quando sei nel posto giusto al momento giusto, fai attivare, diciamo, una truffa ai danni poi della famiglia reale, specialmente di Maria Antonietta, che diciamo così, con l'aiuto di insomma
qualche personaggio un po' sui generis, come lo stesso Cagliostro, che poi di fatto all'inizio fu accusato, poi fu anche però assolto. Altri invece attori, come quello che vedete in basso, cioè il cardinale de Rohan, non furono in realtà, diciamo, diciamo consci della truffa che si stava compiendo. Magari spieghiamo brevemente che cosa Sì. successe. Sì, allora in realtà no, non è poco noto, volevo dire che magari se ne parla poco, ecco, di questa vicenda, soprattutto all'interno, a livello universitario ovviamente se ne parla poco, però effettivamente fu una vicenda importante perché emblematica del periodo che si stava vivendo in Francia. E questo scandalo della collana fu una truffa, appunto, accaduta in Francia negli anni 80 del XVIII secolo, siamo tra il 1784 e il 1786, perpetrata proprio dalla contessa de la Motte, Jeanne de Sermy de Valois, che era, come appena detto Luca, una discendente, ecco, di Enrico II di Valois, ai danni della regina Maria Antonietta e anche ai danni, in un certo senso, del cardinale Louis de Rohan. Un intrigo che ha tutti gli ingredienti del romanzo, dalla sete di potere alla smania di ricchezza, dalla voglia di rivalsa allo splendore di un gioiello emblema del fasto della corte francese. Una vicenda che poi era stata ripresa anche da Alexandre Dumas, che pubblicò un romanzo proprio su questa vicenda, La collana della regina, nel 1849, e poi più di recente, nel 2001, ora che ci ripenso, c'è stato fatto anche un film in merito, non mi ricordo bene il regista, però insomma proprio su... con protagonista che interpretava appunto Jean de la Motte, Hilary Swank, tra l'altro. Sì, Sì, e sì. tra l'altro Nicolas de la Motte mi sembra interpretato da Adrien Brody. Esattamente, sì, sì, mentre Cagliostro da Christopher Walker, quindi c'è insomma un cast di un certo tipo. Fondamentalmente, detto in poche parole, questa collana era stata creata in verità per l'amante di Luigi XV, cioè la contessa du Barry. Poi però per varie vicissitudini insomma non fu venduta, anche perché morì fondamentalmente il sovrano. Nel momento in cui arrivò Luigi XVI venne riproposta, diciamo, la vendita di questa collana alla moglie. La moglie in verità rifiutò, perché persino lei, questa forse l'unica azione un pochino assennata forse di Maria Antonietta, pensò bene, guarda, con il prezzo che si aggirava anche su oltre 1.600.000 livre Sì, circa 500 kg d'oro, esattamente, parliamo di diamanti, tra l'altro collezionati dai due, dai due gioiellieri per fare questa collana. Insomma, in poche parole, rifiutò pensando forse questi soldi sarebbero meglio, insomma, per altro, tipo una flottiglia o un vascello. Detto questo, quindi, insomma, si va avanti con questa storia, entra di fatto a gamba tesa un po' Jean de la Motte e anche lo stesso Cardinale de Rohan che voleva fondamentalmente diciamo aveva ambizioni di potere, voleva diventare lo stesso primo ministro di Francia, ma era abbastanza inviso alla stessa Maria Antonietta e pure a sua madre, tra l'altro, perché diciamo era avvezzo al pettegolezzo. Fondamentalmente il cardinale era una portinaia, specialmente contro gli Asburgo d'Austria, e quindi in più era anche abbastanza libertino, tanto che insomma quando ci fu l'occasione, la stessa Jeanne de la Motte si presentò davanti al cardinale dicendo di essere di fatto in stretti rapporti con la regina. Inutile dire che lui ci credette sì e no, forse un pochino, però a quel punto insomma disse va bene, allora magari può insomma cercare di rendermi la strada facile per tornare insomma nelle grazie della corte. Inutile dire che Jean de la Motte disse ovviamente di sì, e cerchiamo un po' di essere brevi, perché ritornò prominente di fatto questa questione della collana, perché a un certo punto, per mezzo di lettere false oltretutto scritte da un altro
gaglioffo fondamentalmente all'interno di questa piccola cospirazione, di questa truffa di Jean de la Motte, pervennero al cardinale delle lettere false di Maria Antonietta, insomma, che fecero sì che lo stesso cardinale si invaghì della falsa, in verità, regina, tanto che a un certo punto volle incontrarla e Jean de la Motte disse: ma certo, lo fece incontrare con una sosia che faceva anche la meretrice ed era sosia appunto di Maria Antonietta. Lui se ne innamorò perdutamente e quant'altro, e a un certo punto Jean de la Motte disse: benissimo, la regina vuole acquistare la collana, però non può acquistarla direttamente lei così e quant'altro, e quindi puoi tu, caro cardinale de Rohan, acquistare questa collana? Ovviamente disse di sì, si accordò tutto con i gioiellieri per 5 rate, ovviamente come pagamento, quindi acquistò la collana, ma non la diede direttamente, capite bene, insomma è un cardinale cattolico, darlo direttamente alla regina poteva essere sconveniente, quindi Jean de la Motte disse al cardinale: dalla me che gliela consegno io. Perfetto, nel momento in cui fu data a Jean de la Motte venne praticamente devastata, tutti, sia da lei che dal marito, tutti i vari diamanti furono presi dal marito e portati a Londra, e nel frattempo, insomma, quando i due gioiellieri che avevano creato questa collana chiesero la prima rata, insomma, del prezzo pattuito con il cardinale, il cardinale, insomma, non glielo diede subito, anche si lamentarono con la regina, ed è qui che casca l'asino. La regina, quando vide, diciamo, questi due gioiellieri lamentarsi del mancato pagamento, disse: ma io non ho acquistato assolutamente questa collana. E da lì, insomma, si scoprì un po' tutto il tutto. All'inizio, insomma, per l'appunto fu arrestato lo stesso Rohan, ma poi fu assolto anche lui. Jean de la Motte fu internato oltretutto all'interno dell'attuale 13° arrondissement alla Salpêtrière, e poi successivamente riuscì alla Salpêtrière, scusami, e alla fine riuscì anche a fuggire, comunque dopo 5 anni a tornare, insomma, ad andarsene a Londra, e fu dove morì lì, pare assassinata, pare che si sia uccisa per sfuggire ai creditori, insomma non si sa bene. Fatto sta che poi fu a Londra che scrisse le sue memorie, e da lì, insomma, che poi abbiamo le informazioni su questa vicenda. Come ne uscì però Maria Antonietta molto molto male, perché ovviamente, per quanto fosse di fatto innocente, almeno ai posteri, tuttavia ne uscì male, e questo fu uno dei vari prodromi poi per lo scoppio successivo della rivoluzione. Certo, non il principale, però sicuramente faceva notare come quanti soldi si potevano spendere anche solo per un bene, e quanto invece si spendeva nulla per gli indigenti, per coloro che di fatto oltretutto pagavano le tasse della monarchia borbonica, e quindi questo di fatto fu un plus che si venne a sommare a tutte le altre motivazioni. Prego Elia, scusami. No, anzi, grazie mille per il dono della sintesi. Aggiungo solo 2 cose. La prima è che durante questa fitta corrispondenza tra il cardinale e la pseudo-regina orchestrata da Jean Valois de la Motte, la Motte iniziò a richiedere al cardinale de Rohan delle ingenti somme di denaro, formalmente a scopo di beneficenza e di carità, usandole invece per pagare i propri debiti e vivere una vita lussuosa, riuscendo ad acquistare anche delle tenute a Bar-sur-Aube, insomma. Quindi da questo punto di vista, quando uscì la storia e il chiacchiericcio si diffuse, ci furono delle grandi polemiche nei confronti di Maria Antonietta e più in generale della corte di Francia, della corte di Versailles, dal momento che poi la stessa Jean de la Motte e il cardinale de Rohan, attraverso Marie-Nicole Leguet, che era la prostituta parigina con cui si incontrò effettivamente
il cardinale de Rohan, l'incontro segreto avvenne nei giardini di Versailles nell'agosto del 1784, quindi beni concessi ufficialmente a scopo di beneficenza, che però andarono ad arricchire una nobile furfante, e allo stesso tempo gli incontri all'interno dei giardini di Versailles, il costo, come diceva giustamente Luca, di una collana il cui prezzo era straordinario quando la maggioranza della popolazione mendicava nel fango, fondamentalmente tutto questo arrivò ad accrescere ancora di più l'ostilità nei confronti della nobiltà francese e dell'aristocrazia, una ostilità che crebbe incredibilmente in maniera ancora più forte quando di fatto la stessa, durante il processo che vide un incrociato scambio di accuse, Jeanne de Valois, aiutata dal suo avvocato, scrisse già in quel momento una prima memoria dove raccoglieva tutte le versioni di quanto era avvenuto secondo proprio la stessa Jeanne de la Motte, facendolo pubblicare prima dell'inizio del processo stesso, e il libro era inizialmente disponibile gratuito, ma divenne così popolare e richiesto che le copie cominciarono ad andare a ruba e ad essere vendute con un prezzo importante, ma che insomma poteva essere acquistato dalle persone nella città. Quindi ecco che tutto questo aumentò il furore della gente comune nei confronti dell'aristocrazia e anche nei confronti della famiglia reale, perché lo scandalo della collana ebbe un ruolo importante negli anni che precedettero la rivoluzione, contribuendo a screditare la monarchia francese agli occhi del popolo disilluso. E quindi ecco che questo era un evento emblematico proprio delle ostilità nei confronti dell'aristocrazia francese, degli sprechi, degli intrighi che però portarono e contribuirono in un certo senso ad aumentare il malcontento da parte della popolazione di fronte a un enorme debito pubblico che era dovuto non solo alle spese di guerra ma anche agli enormi sprechi da parte della corte, intrighi che la nobiltà portava avanti sulle spalle proprio del terzo stato. Andiamo pure alla slide successiva, ovvero a quella relative alle cause e alle rivoluzioni, cioè alle diverse rivoluzioni che poi furono al centro della rivoluzione francese. Una rivoluzione parlamentare dei rappresentanti del terzo stato, con i borghesi di ceto medio-alto che avevano come obiettivi primo di tutto la fine del regime assolutista, la costruzione quindi di un nuovo ordinamento politico costituzionale, la rivoluzione dei Sansculotti che scoppiò soprattutto nelle città, iniziò a Parigi con le rivolte per la fame, e quindi gli abitanti dei centri urbani si unirono alle rivendicazioni della borghesia, e poi la rivoluzione dei contadini, la grande paura del 1789 con gli assalti ai castelli dei nobili nelle province, accompagnata da un'ondata di panico collettivo irrazionale che alla fine non provocò molte vittime in Francia, ma che anch'esso fu emblema del procedere dei tempi. Andiamo pure nella slide successiva, perché eravamo rimasti al fatto che dopo De Calonne, laureato anch'esso nel 1787, Luigi XVI cerca di assumere nuovi ministri delle finanze per affrontare il grave problema fiscale, non ci riesce se non fino a quando nell'agosto del 1788 decide di convocare gli stati generali per l'anno successivo, convocazione degli stati generali che effettivamente avverrà a Versailles nel 1789, e il re contribuì ad alimentare il clima di tensione sottolineando i privilegi esistenti nel momento in cui vennero convocati gli stati generali. Intanto scelse come sede Versailles, che era emblema dell'assolutismo monarchico e anche, come abbiamo appena visto, dei vizi della corte, e soprattutto obbligò i rappresentanti del terzo stato a vestirsi con un austero abito nero, mentre gli altri membri del clero e della nobiltà si presentarono con i loro abiti sfarzosi, a rimarcare ancora di più una divergenza netta sul piano sociale, ma anche giuridico, dei diritti posseduti e quindi anche politico tra il terzo stato e i primi due ordini. Gli stati generali erano un'assemblea
legislativa e consultiva composta appunto da 3 stati. E sebbene non avessero un potere effettivo e potessero essere convocati e congedati dal re a suo piacimento, gli stati generali però permettevano alle voci dei diversi stati, appunto, di essere ascoltate presentando lamentele e petizioni al re e consigliando la corona in materia fiscale. Vennero convocati per la prima volta nel 1302 dal re Filippo IV di Francia, e gli stati generali poi si sarebbero riuniti a intermittenza fino all'ultima volta prima del 1789, ovvero il 1614, da Maria de' Medici, la moglie di Enrico IV di Borbone defunto, la madre di Luigi XIII, e dopodiché non si sarebbero più riuniti per 175 anni, un periodo che coincise con la spinta dei re Borbone verso un potere sempre più centralizzato, verso la costruzione di una monarchia assoluta, perché in assenza degli stati generali gli ordini venivano sostanzialmente dettati dal re, anche se, per esempio, il primo stato aveva le proprie assemblee che utilizzava per proteggere i propri interessi, mentre la nobiltà e la borghesia facevano affidamento sui 13 parlamenti francesi, che erano sostanzialmente delle corti d'appello che sovrintendevano alle province. Ma ad ogni modo, l'ultima volta che erano stati convocati gli stati generali era il 1614. Andiamo pure nella slide successiva, Luca, perché una volta convocati gli stati generali, il primo problema che si pose era proprio quello relativo alla votazione, cioè il sistema elettorale all'interno dell'assemblea, e cioè si doveva votare per ordine o per teste. Il voto per ordine significava un voto per ciascun ordine, e quindi la maggioranza del clero e della nobiltà contro il terzo stato. Evidentemente tutte le riforme che sarebbero state fatte passare avrebbero avuto il sostegno di clero e nobiltà, che erano coloro che godevano dei maggiori privilegi, contro proprio il terzo stato. L'altra alternativa era il voto per testa, sostenuto ovviamente dagli esponenti del terzo stato, cioè un voto per persona, per ogni singolo rappresentante. E soprattutto il terzo stato chiese anche il raddoppio dei propri rappresentanti presenti a Versailles, così che a quel punto, nel caso di votazione per l'attuazione di determinate riforme, il terzo stato avrebbe avuto la maggioranza su clero e nobili. 570. Tra l'altro, scusami, scusa per l'interruzione. Quest'ultima cosa che hai detto è estremamente importante, perché poi Luigi XVI non è che, diciamo, impedisse il fatto che ci fosse un aumento dei membri di fatto del terzo stato rappresentati all'interno degli stati generali. Il problema era proprio, come hai detto tu, la votazione. È chiaro che se tu aumenti il numero di questi rappresentanti, ma voti per ordine, non cambia niente. Era proprio questo il problema, anche. Certo, senz'altro. E di conseguenza, ecco, questa fu la prima impasse, a cui poi seguirono ovviamente i cahiers de doléances, quindi i quaderni delle lamentele che raccoglievano le richieste e i problemi della nazione, ed erano il documento principale da cui dovevano iniziare i lavori degli stati generali. Andiamo pure alla slide successiva, Luca. Perché? Perché di fronte all'impasse, tanto sul sistema elettorale quanto sulla discussione riguardante le diverse questioni che concernevano la nazione, le problematiche che dovevano essere affrontate, ecco che il 17 giugno del 1789 il terzo stato si autoconvoca in assemblea nazionale, rompendo gli indugi e cercando quindi di prendere iniziativa propria, anche grazie al sostegno di alcuni membri del clero e della nobiltà che avevano idee molto più progressiste e che quindi si unirono a questa forma di protesta a parte del terzo stato, cercando di sostenere l'iniziativa del terzo. Ma andiamo pure alla slide successiva. Perché? Perché che cosa è il terzo stato? Il pamphlet scritto da Emmanuel Joseph Sillé nel 1789, un pamphlet
infuocato che si impose immediatamente come il manifesto politico di quella che sarebbe poi stata la rivoluzione francese. Conteneva le rivendicazioni della borghesia rivoluzionaria contro i privilegi nobiliari e l'assolutismo, e si tratta di un libello impetuoso che mette proprio in discussione l'intero ordinamento sociale e politico della Francia dell'epoca, espellendo di fatto la nobiltà, fino ad allora classe dirigente, dal consorzio civile. Sieyès tracciò quindi il quadro teorico e indicò passaggi critici per la costruzione di uno Stato nuovo basato proprio sull'essere citoyen, l'essere cittadini, e quindi godere di determinati diritti e privilegi che valgono per tutti senza distinzioni. Affrontava il tema della rappresentanza politica, del maggiore peso politico che doveva avere il terzo Stato, l'uguaglianza davanti alla legge, il bene comune e il rifiuto degli interessi corporativi. Andiamo pure alla slide successiva. E cioè il terzo Stato, sinteticamente, comprendeva la maggior parte della popolazione e svolgeva tutte le attività produttive. La nobiltà era un ordine privilegiato che viveva proprio sulle spalle del terzo Stato, come rappresentato iconograficamente anche da questa immagine, e i principi che dovrebbero guidare una nazione, secondo Sieyès, sono l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e proprio il bene comune. Da qui quindi la necessità di scrivere una Costituzione che doveva originare da un corpo di delegati incaricato di rappresentare proprio la nazione intera. Andiamo pure alla slide successiva, perché l'inizio è infuocato. Qui andiamo abbastanza velocemente, ma per cercare di comprendere l'anima del pamphlet scritto da Sieyès, che poi rappresenterà proprio il manifesto politico rivoluzionario per eccellenza. L'inizio era di fuoco, anche perché il piano di questo scritto è semplice, trasparente, va diretto al punto. Diceva Sieyès: che cos'è il terzo Stato? Tutto. Che cosa ha rappresentato finora nell'ordinamento politico? Nulla. Che cosa chiede di essere? Qualcosa. Andiamo pure avanti. Nel capitolo 1 il terzo Stato è una nazione completa e quindi elenca le diverse classi che compongono il terzo Stato, tutte le famiglie implicate ai lavori della campagna, una nuova manodopera più o meno diversificata, mercanti, commercianti, e poi tutte le altre occupazioni, dalle professioni scientifiche e liberali più illustri ai servizi domestici meno qualificati. Insomma, il terzo Stato era il cuore pulsante della nazione francese, perché sosteneva tutte le principali attività su cui si reggeva il tessuto economico e sociale della Francia. Tuttavia, le funzioni pubbliche, allo stato attuale, possono essere catalogate secondo le ben note denominazioni: spada, toga, chiesa e amministrazione. E quindi il terzo Stato era chiamato a reggere la società francese dal punto di vista economico, ma non godeva di alcun tipo di diritto di natura politica. E questo avrebbe rappresentato un punto di rottura. Andiamo pure alla slide dopo. Chi dunque oserebbe sostenere che il terzo Stato non comprende in sé tutto ciò che occorre per formare una nazione completa? Esso veniva definito così da Sieyès: è un uomo forte e robusto con un braccio ancora in catene. Se si eliminasse l'ordine privilegiato, la nazione non sarebbe per questo qualcosa di meno, al contrario sarebbe qualcosa di più. Quindi per innalzare il popolo dalle catene del dispotismo, dell'oscurantismo e della superstizione in cui si ritrovava, il popolo stesso doveva spezzare le sue catene e quindi abbattere chi lo manteneva in uno stato di subordinazione, e cioè il clero e la nobiltà. Andiamo pure alla slide successiva, il capitolo 2. Che cosa è stato fino ad oggi il terzo Stato? Nulla. Non si è liberi in forza di privilegi, ma in forza di diritti del cittadino che appartengono a tutti. Per terzo Stato si deve intendere l'insieme dei cittadini che appartengono proprio all'ordine comune. E qui Sieyès inserisce un punto decisivo: una legge comune ed una rappresentanza comune. Ecco che cosa rende la nazione una. Quindi ecco che il nuovo ordinamento politico costituzionale doveva passare dall'individuazione di una legge e anche di una rappresentanza comune. Tutto questo avrebbe determinato la costituzione di una nazione forte. Andiamo pure
avanti. Perché che cosa richiede il terzo Stato? Di divenire qualcosa, cioè il popolo vuole essere qualche cosa e vuole avere dei veri rappresentanti agli stati generali, un numero di rappresentanti uguale a quello degli altri due ordini messi assieme, e che i voti siano raccolti per testa, cioè per singolo cittadino, singolo rappresentante del terzo Stato, e non per ordine. E quindi i diritti politici, come i diritti civili, devono essere inerenti alla condizione di cittadino. Andiamo pure alla slide dopo, quella del capitolo quinto, perché qui Sieyès parla di una volontà comune rappresentativa. Sono due, ripete Sieyès, caratteri indelebili che le sono propri. Nel corpo rappresentativo tale volontà non è piena ed illimitata, ma soprattutto la volontà comune è presente in loro solo a titolo di procura. E quindi i rappresentanti politici sono coloro che originano la propria sovranità direttamente dal popolo, quello che dicevamo all'inizio. La nazione esiste prima di ogni cosa, essa è l'origine di tutto. Qui abbiamo uno slancio che è da un lato illuministico, ma dall'altra parte fortemente romantico nella ripresa del contratto sociale di Rousseau. E la sua volontà è sempre conforme alla legge, essa è la legge stessa. Quindi la nazione è detentrice e depositaria del potere sovrano, la sua volontà è sempre conforme alla legge, anzi è la legge stessa. Quindi la volontà della nazione è di fatto legge. E questo è un punto decisivo perché poi sarà ripreso in maniera veramente molto importante dai rivoluzionari francesi, coloro che si ergeranno a portavoci della volontà popolare, quindi della volontà della nazione, quindi di una legge che in quanto proveniente dalla nazione, dal popolo, dalla collettività, non poteva essere messa in discussione in quanto onnipotente. Queste saranno le parole di Maximilien Robespierre. Andiamo pure nella slide successiva, perché qui abbiamo poi una distinzione che fa Sieyès, e poi andiamo a chiudere riguardo al pamphlet relativo al terzo Stato, tra la legge naturale e le leggi positive, da cui derivano le leggi costituzionali che lui identifica due tipi: le une che regolano l'organizzazione e il funzionamento del corpo legislativo, le altre che determinano l'organizzazione e il funzionamento di diversi corpi attivi, e queste leggi lui le definisce fondamentali. Ma soprattutto, ecco, questa è la frase determinante: in ogni sua parte la Costituzione non è opera del potere costituito, ma del potere costituente. Per potere costituente si intende ciò che è alla base dell'instaurazione di un ordinamento costituzionale, ovvero di un nuovo ordine politico-giuridico che sostituisce in maniera traumatica quello precedente. E quindi la Costituzione deriva proprio dal potere costituente. Il potere costituente, nell'ottica di Sieyès e nell'ottica dei rivoluzionari francesi, sarà proprio la collettività, la nazione. Il potere costituito è invece l'ordine politico, giuridico, istituzionale pensato, fondato e organizzato dal potere costituente. La gestione di questo potere costituito l'ha una classe dirigente costituita da rappresentanti politici del popolo, i quali però derivano il proprio potere direttamente dal popolo. La volontà popolare, la volontà della nazione è appunto legge ed è prioritaria in quanto potere costituente. Da qui andiamo pure... di fatto, riprendendo, dato che l'hai già detto, Rousseau, questo è un po' il contratto sociale, cioè di fatto dare una parte di propria sovranità a un rappresentante all'interno della nazione, ovviamente da parte del popolo. Questo è un po' il succo, per non parlare ovviamente di tutto ciò che è il panorama illuministico da cui trae origine tutto questo pensiero, cioè Montesquieu, Rousseau l'abbiamo già detto, Locke pure, e anche da un punto di vista economico persino Adam Smith, cioè arriviamo pure a quello. Prego Elia, vado oltre. Vai pure avanti. Quindi sostanzialmente Sieyès chiedeva che cosa? Il risveglio del terzo Stato, che vediamo in questa bellissima immagine, dove i due rappresentanti del clero e della nobiltà guardano impauriti il popolano a terra, che ha appena spezzato le catene del servilismo e che sta per imbracciare
i fucili per alzarsi e quindi far valere i propri diritti e conquistare il potere. E vediamo sullo sfondo, e su questa scena arriveremo tra poco, la Bastiglia e soprattutto il popolo che ha innalzato sulle picche le teste sia del capitano della Bastiglia sia di colui che la dirigeva. Quindi ecco un'immagine emblematica che però rappresenta plasticamente proprio il risveglio del terzo stato. Tra l'altro Successiva... io volevo dire un'ultima cosa riguardo, se io, che non so se possiamo considerare come uno spoiler, perché poi stiamo parlando di storia, quindi di spoiler c'è poco in verità, ma forse lo affronteremo sicuramente nella prossima live. Sie è lo stesso Sie, poi che insieme a Ducot, ovviamente un personaggio diciamo di non poco conto come Napoleone Bonaparte, sarà uno dei protagonisti della fase del cosiddetto consolato. Quindi ecco, e anzi sarà colui anche un po' insieme ovviamente anche a Paul Barras prima, sarà colui che poi a Napoleone gli dirà: ehi, guarda che la Costituzione del 1795 fa un po' schifo, forse dovremmo fare qualcosa per cambiare un po' le sorti della Repubblica. E da lì proprio il famoso colpo di Stato e il consolato. Detto questo, andiamo oltre. E detto questo, sì, il 17 giugno, come abbiamo detto, il terzo Stato si autoproclamò Assemblea Nazionale, l'avvenimento indusse altri membri del basso clero e un terzo dei delegati della nobiltà a cambiare bandiera e insomma la situazione incomincia a farsi ancora di più incandescente. Molti pensavano che o il governo rischiava la bancarotta e la guerra civile, oppure dall'altra parte, insomma, si sarebbe arrivati all'eliminazione di tutte le distinzioni di ordine, perché era così che volevano i membri del terzo Stato e soprattutto i membri più agguerriti dei rappresentanti del popolo. E poi il 20 giugno del 1789 c'è un avvenimento molto importante, perché arrivò l'esercito regio direttamente a Versailles, e quando i deputati dell'assemblea, dell'autoproclamata assemblea nazionale, arrivarono alla sala dove si svolgevano le riunioni, trovarono le porte sprangate e sorvegliate, e a quel punto la corona sembrava aver preso una posizione chiara e netta contro i deputati del terzo Stato, i quali, spinti da un membro particolarmente astuto quale Bailly, si riunirono invece nell'attiguo campo reale della Pallacorda, dove strinsero il famoso giuramento della Pallacorda, che fu poi immortalato nell'entusiasmante quadro di uno dei più grandi artisti del periodo rivoluzionario, ovvero Jacques-Louis David. E i deputati giurarono di non separarsi mai fino a quando la Costituzione non fosse stata riscritta in modo soddisfacente. Su alcuni aspetti, quindi in questo momento, incominciano i dibattiti e le discussioni con il re Luigi XVI. Su alcuni aspetti la corona aveva chiaramente ceduto, quali per esempio sull'abolizione di certi privilegi che garantivano immunità fiscali, su quella della manodopera forzata dei contadini sottoposti a corvée per la costruzione di strade, ponti e altre infrastrutture, sul blocco degli arresti arbitrari in seguito alle lettres de cachet. Tuttavia, il re respinse altrettanto chiaramente diverse richieste fondamentali del terzo Stato, che erano fermamente contrastate dai nobili, in particolare quella di abolire la votazione per ordine negli Stati Generali e di mettere fine ai privilegi onorari. Gli ordini, insomma, dovevano restare entità separate con diritti separati e dovevano in parte avere anche funzioni diverse tra loro. Insomma, a questo punto il terzo Stato, ispirato dall'entusiasmante oratoria di Mirabeau, che era sostenuto da altri esponenti, tra cui proprio lo stesso Sieyès, rifiutò la separazione degli ordini e ribadì il titolo, dichiarato unilateralmente, di Assemblea Nazionale, respingendo quindi il compromesso reale. E questo, insomma, ciò avvenne
perché perlomeno in parte vi era un certo malcontento che si stava diffondendo anche nell'esercito del re di Francia. Alcuni soldati cominciarono insomma a lasciare le caserme, a riunirsi in plotoni, dichiarando che avrebbero sì difeso la vita del re, ma non avrebbero tagliato la gola dei loro concittadini, i quali continuavano ad essere costanti e imperterriti nel voler rivendicare determinati diritti e quindi nel cambiare radicalmente il sistema. E alla fine, pur con esitazione, Luigi XVI optò per riconoscere il nuovo organismo, invitando la nobiltà recalcitrante e il gruppo superstite del clero che rifiutavano l'unione a congiungersi agli altri, e anche loro entrarono a far parte di quella che era diventata ormai l'Assemblea nazionale. E il 9 luglio che cosa successe? Il comitato costituzionale dell'Assemblea nazionale, da poco formato, dimostrò di aver accolto le iniziative che provenivano dai radicali di Parigi, concordando sul fatto che la Francia avesse bisogno di una nuova Costituzione e che essa doveva cominciare da una dichiarazione dei diritti naturali e imprescindibili dell'uomo. E a questo punto uno dei membri progressisti della noblesse presente all'interno dell'Assemblea nazionale, Marie-Joseph Paul, marchese di Lafayette, eroe della rivoluzione americana e amico di Thomas Jefferson, ambasciatore americano presente in Francia, intendendo prendere l'iniziativa con l'aiuto di quest'ultimo, stilò proprio un elenco di diritti di base, 13 articoli, redatti con la massima cura, che poi avrebbe ispirato proprio la redazione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Nel frattempo a Parigi la situazione si faceva sempre più tesa, perché i cori di sostegno che si levavano dalle strade e dai caffè parigini fomentavano l'atteggiamento di sfida dell'assemblea nei confronti della corte, della nobiltà e del clero, e cioè sostanzialmente le voci dei filosofi, le voci degli avvocati, di coloro che insomma rappresentavano i portavoci più importanti del terzo Stato, combinavano insieme diverse tematiche che infervoravano e infiammavano ancora di più il popolo. Ora, inchinandosi al volere del re, l'Assemblea nazionale rimase per questo periodo a Versailles. Nessuno però sapeva con sicurezza se il re e la corte si stessero adeguando ai cambiamenti adottati o che aveva intenzione di adottare l'Assemblea nazionale guidata dal terzo Stato, oppure se stessero semplicemente temporeggiando in preparazione di un grande contrattacco. E il rischio che la corona stesse temporeggiando per cercare di dare avvio ad un contrattacco in grado di restringere ancora di più la cinghia attorno ai cittadini si fece sempre più concreto, tanto che si verificarono piccoli disordini all'interno di Parigi e non solo, tanto che l'8 luglio l'Assemblea di Versailles si riunì proprio in una seduta di emergenza e Mirabeau annunciò che ben 35.000 soldati dell'artiglieria reale erano in quel momento posizionati tra Versailles e Parigi e che altri 20.000 sarebbero arrivati da lì a poco. E il giorno successivo, il 10 luglio, l'Assemblea votò per inviare al re una delegazione composta da 6 nobili, 6 membri del clero, 12 del terzo Stato, e inviare un messaggio al re per cercare di moderare i toni e non aumentare ancora di più la tensione. E quindi questa delegazione disse esplicitamente al sovrano che il dispiegamento della forza militare contraddiceva direttamente il desiderio di tranquillizzare il paese che Luigi XVI aveva espresso e comprometteva la libertà e l'onore dell'assemblea. Particolare sgomento provocò nei parigini la destituzione da parte del re del famoso ministro riformatore Jacques Necker, che nel frattempo era stato richiamato a corte proprio dallo stesso sovrano, avvenuta l'11 luglio, e questo fu un passo che aggravò molto la crisi e che fu interpretato come prova
delle perfide intenzioni dell'aristocrazia e dei parlement decisi a soffocare, si diceva, il nostro grande progetto di rinascita. E quindi la sera del 12 luglio, tornato da Versailles, Camille Desmoulins, il protagonista di cui abbiamo parlato all'inizio e che era rinomato per le sue grandi abilità oratorie, tenne un discorso particolarmente infervorato al Café des Foix del Palais Royal, in cui assicurò al pubblico l'esistenza certa di un piano segreto della corte per sopprimere la rivoluzione. Il re si sarebbe servito dei suoi reggimenti per massacrare tutti coloro che avrebbero opposto resistenza al suo volere. Ed è proprio in quel momento che Desmoulins, che aveva già scritto alla France Libre un pamphlet ardentemente repubblicano, si affermò come uno dei grandi leader di quel movimento che poi avrebbe condotto proprio allo scoppio vero e proprio della rivoluzione. E proprio in questo momento si vanno quindi a formare le diverse composizioni all'interno dell'Assemblea nazionale tra i monarchici, aristocratici e alto clero, che erano a sostegno del dispotismo assoluto, i democratici che vedevano la partecipazione dei borghesi, dei repubblicani che erano invece fermamente contrari alla monarchia, e i costituzionali, cioè i borghesi delle professioni, che erano a favore di un ordinamento politico costituzionale fondato sulla monarchia parlamentare e quindi che volevano riprendere a modello proprio l'ordinamento politico esistente in Inghilterra e che era stato così tanto celebrato da Montesquieu nell'Esprit de loi del 1748. Vai pure alla slide successiva, Luca. Ecco, perché il 12 luglio, l'11 e il 12 luglio iniziano ad essere delle giornate particolarmente frenetiche. Le parole di Desmoulins avevano acceso ancora di più la folla parigina che incoraggiante li vorticava intorno, e Desmoulins proprio il 12 luglio, la sera del 12 luglio, durante questa fervida dissertazione oratoria, balzò sul tavolo e chiamò il popolo alle armi per salvare se stesso e soprattutto quella che sarebbe diventata la rivoluzione. Infatti, quella sera si verificò un pericoloso scontro agli Champs-Élysées, dove si erano acquartierate unità della cavalleria svizzere e tedesche, e dei rivoltosi armati cominciarono a manifestare rumorosamente, tanto che le truppe risposero sparando a vuoto in aria. La gente, nel frattempo, guidata da esperti vicini allo stesso Desmoulins e ad altri rivoluzionari francesi come Mandar, che era stato un soldato di fama riconosciuta in tutta la Francia, si procurò delle armi e fece irruzione nel deposito dove erano conservate le munizioni e le armi cittadine. E per giorni un caos straordinario si impossessò della città, e fu proprio per questo motivo che venne convocato un comitato d'emergenza che si era assicurato il controllo di Parigi, a prendere le dettagliate decisioni dell'11 e del 12 luglio e a formare la nuova milizia cittadina della Guardia Nazionale, cui fu affidato il compito di pattugliare giorno e notte la città per prevenire disordini e crimini incontrollati. Il 13 luglio, giunta la notizia che una folla immensa e molti uomini armati si erano radunati al Palais Royal, l'Assemblea Nazionale si riunì di nuovo in una sessione di emergenza. Secondo le notizie, la folla aveva intenzione di affrontare le truppe accampate agli Champs-Élysées, e questo avrebbe portato ovviamente allo scoppio della guerra civile, ma proprio sempre il 13 luglio un gruppo di rivoltosi assalì il municipio di l'Hôtel de Ville, che era un posto veramente molto importante, perché lì pensavano insomma di trovare delle armi che sarebbero state poi importanti per cercare di conquistare la città. Tra il 13 e il 14 luglio, nel cuore della notte, il duca di Liancourt svegliò Luigi XVI, e da qui la celebre frase
del re, il quale al nobile Liancourt, al fedele e leale servitore, chiese: è una rivolta? E Liancourt rispose: no, sire, è una rivoluzione, perché effettivamente dalla notte del 13 e il 14 luglio la scatenata folla di Parigi, una miriade di artigiani, di negozianti e manovali, in buona parte provenienti dal Faubourg Saint-Antoine di Parigi, decisi a protestare contro la presunta cospirazione della corte, passò la mattinata a trascinarsi in una confusa indecisione, e molti volevano marciare su Versailles, fulcro del loro risentimento, e soprattutto perché emblema del dispotismo monarchico e quindi degli sprechi della corona, ma invece all'improvviso la folla si mise in moto verso la Bastiglia, e il progetto era proprio quello di espugnare questo monumento del dispotismo della monarchia assoluta, la Bastiglia, che era la principale prigione di Stato, anche se per la verità all'interno della Bastiglia in quel preciso momento si trovavano pochissimi prigionieri in quanto oppositori politici e dissidenti rispetto all'assolutismo monarchico, ma soprattutto si decise di colpire la Bastiglia non solo per il valore simbolico che rappresentava, ma anche perché il popolo pensava che all'interno delle Bastiglia vi fossero centinaia di armi e di munizioni che potevano essere... Di polvere da sparo principalmente, che era quello il punto. Sì, e quindi ecco che la folla decise di dirigersi verso la Bastiglia, con in testa alcuni rappresentanti dell'Assemblea nazionale che nel frattempo erano usciti e avevano raggiunto Parigi, come Benville e Fauché, e lì ci fu uno scontro importante contro la guarnigione presente sul luogo. Il direttore, il marchese Delaunay, rifiutò più volte l'ingresso degli assalitori all'interno della Bastiglia, e mentre la folla avanzava, le 150 guardie schierate a difesa delle mura sotto la bianca insegna reale borbonica aprirono il fuoco dei cannoni e dei moschetti. Gli assedianti però erano ben armati e, seguendo gli ordini dalle guardie che avevano disertato, risposero usando il cannone per far breccia nelle mura, e dopo ben 5 ore di bombardamenti ci riuscirono, tanto che durante l'assalto della fortezza fu ucciso chiunque rifiutasse di arrendersi, compreso lo stesso Delaunay, il quale alla fine venne appunto ucciso, la sua testa infilzata su una picca e portata a giro per Parigi come emblema della tirannia che era stata abbattuta, almeno dal punto di vista emblematico e simbolico. Se posso aggiungere qualcosa riguardo Delaunay, lui quando capì insomma che ormai insomma era circondato, cercò di provare a tirar fuori qualche abboccamento per risolvere in maniera pacifica il tutto. Ci fu però un problema, che a un certo punto però il popolo riuscì ad abbattere le catene del portone principale, e quindi riuscì poi ad entrare, e da lì insomma, come si suol dire, il resto è storia. Le teste rispettive sia del Delaunay che del comandante di fatto del rappello, di fatto dei cosiddetti soldati invalidi, cioè coloro che praticamente non erano più abili al servizio militare, quindi erano utilizzati solamente come secondini e guardie a difesa della Bastiglia. Insomma, questi due personaggi furono, insomma, le loro teste furono tagliate e messe sopra delle picche e, diciamo, fatte sfilare all'interno delle vie della città. Ora, la cosa interessante è capire che a Parigi, insomma, la situazione era questa, ma fuori da Parigi, quindi nelle periferie, nelle altre parti del regno, che cosa stava accadendo? Perché nelle altre città francesi, in questo preciso momento, vennero create delle municipalità rivoluzionarie, delle formazioni militari sulla falsariga di quanto aveva fatto Lafayette con la costituzione della Guardia Nazionale francese a Parigi. Ma tra la fine di luglio e l'inizio di agosto del 1789 si andò a diffondere quella che gli storici, in particolar modo un grandissimo storico, Georges Lefebvre, ha definito la grande paura del 1789, fondata in realtà su una gigantesca notizia falsa, e cioè
l'idea che da un lato il re stava cercando di costruire un esercito per dare avvio a dei movimenti controrivoluzionari e quindi per tentare di abbattere il processo che era in corso. Dall'altra parte la credenza anche che i nobili stessi stavano assoldando delle persone che potevano essere briganti affiancati volta per volta spagnoli, piemontesi, inglesi, usseri, polacchi, italiani, i quali insomma avrebbero potuto contribuire a restringere ancora di più la loro presa nei confronti del popolo e insomma la grande paura che si andò a sviluppare tra il luglio e l'agosto del 1789 portò le campagne francesi ad essere attraversate da forti tensioni, da una inquietudine generale in cui la crisi economica determinata da carestia e disoccupazione si assommava poi alla crisi politica in corso. E quindi ecco che in questo preciso momento si tentò, i contadini insomma assaltarono i castelli che vennero dati alle fiamme, i conventi furono distrutti, alcune fattorie saccheggiate. L'Assemblea nazionale, di fronte a quanto stava accadendo nel regno, stava in un certo senso cincischiando e maturò allora in febbrili discussioni notturne il colpo architettato dal club bretone messo a segno poi la notte del 4 agosto, quando venne aperta la seduta serale e si attuò un'abile tattica nel far parlare prima i nobili e poi in seguito i personaggi più assertivi dell'Assemblea nazionale, i rappresentanti del terzo Stato, in cui l'Assemblea nazionale palesò, a partire proprio dagli elementi più radicali, la volontà di distruggere interamente il regime feudale. E infatti poi, quando si passò a tradurre in forma giuridica gli slanci di quella notte, dal 5 all'11 agosto, il dibattito fu seratissimo, mentre scemava proprio la grande paura, perché la terra apparteneva soprattutto a nobili e al clero, ma anche al terzo Stato, e pertanto fu abolita ogni forma di servitù personale, mentre il possesso feudale fu trasformato in proprietà borghese. La distinzione per ceti finiva mutando in distinzione per classi. Se andiamo pure alla slide successiva, vediamo come il 4 agosto del 1789 l'Assemblea Costituente abolì proprio le corvée e gli obblighi feudali. I contadini però dovevano pagare una somma di denaro. 3 anni dopo i privilegi feudali vennero revocati senza indennità e si andò incontro anche ad un cambiamento per quanto riguardava, ad una nuova suddivisione per quanto riguardava, vai alla slide precedente, scusami Luca, per quanto riguardava proprio la suddivisione del territorio nazionale in 83 dipartimenti con uguali doveri verso l'amministrazione centrale e vi era quindi la convinzione di voler costruire un mondo nuovo, a ogni modo estremamente più libero e meno iniquo rispetto a quello che si era palesato in precedenza. E quindi nell'agosto del 1789 l'Assemblea nazionale proseguì compatta nel cercare proprio di costruire questo mondo nuovo. Slide successiva, ovvero con l'incisione e l'approvazione il 26 agosto del 1789 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino su proposta proprio del generale Lafayette, il quale in 17 articoli vennero proclamati i diritti inviolabili e naturali dell'uomo, il diritto alla vita, alla libertà, all'uguaglianza, alla proprietà e il diritto di resistenza all'oppressione, tutti i diritti che erano stati ripresi tanto dal discorso politico di John Locke e che poi erano stati rielaborati nel corso del Settecento dai più importanti pensatori illuministi dell'epoca, da Montesquieu a Mably, Moreilly, lo stesso Rousseau all'interno del contratto
sociale, che poi avevano visto una loro effettiva applicazione a livello giuridico e teorico nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America e successivamente anche in alcuni articoli della Costituzione statunitense. Unico limite alle libertà individuali, la tutela dell'ordine pubblico. E quali erano questi diritti che erano garantiti? Vi erano molteplici diritti che erano stati garantiti, in particolar modo il diritto alla vita, il diritto alla libertà, al fatto che tutti gli uomini nascono e rimangono liberi ed uguali nei diritti, e quindi le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune. Una libertà per quanto riguardava anche la confessione religiosa, la libertà nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri, così l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo non ha altri limiti che quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Insomma, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 rappresentò un passo in avanti decisivo nel cambiare radicalmente la storia dell'Occidente, se vogliamo definirlo in questo modo, soprattutto perché è alla base poi anche di come venne elaborata successivamente la stessa dichiarazione dei diritti umani poi nel corso del XX secolo. E andiamo pure avanti alla slide successiva. Ecco perché prima di arrivare a questa slide, il 3 agosto del 1789 il grande pensatore politico gallese e illuminista Richard Price scrisse a Thomas Jefferson, che era, come abbiamo detto, ambasciatore americano a Parigi, delle righe emblematiche per cercare di capire quale era la percezione di una parte dell'elite intellettuale europea nei confronti della rivoluzione francese. Molti presero delle posizioni distanti dal movimento rivoluzionario, pensiamo per esempio ad Edmund Burke per quanto riguarda l'Inghilterra, altri, a partire soprattutto da Thomas Paine, un inglese che, come abbiamo visto nell'incontro, insomma, nella lezione per quanto riguarda la rivoluzione americana, che si era trasferito nel 1774 a Filadelfia e che scrisse proprio un pamphlet pubblicato, se non erro, nel 1789-1790 proprio sui diritti dell'uomo per cercare di esaltare il movimento rivoluzionario francese. Ecco, Richard Price scrisse, cito: "Questa è una delle più importanti rivoluzioni che abbia mai avuto luogo nel mondo. Una rivoluzione che deve sbalordire l'Europa, che scuote le fondamenta del potere dispotico, che sarà probabilmente l'inizio di una generale riforma dei governi nel mondo, i quali, fino ad ora, sono stati poco altro che usurpazioni dei diritti del genere umano, ostacoli al progresso del suo perfezionamento e stratagemmi per permettere a pochi dignitari di sottomettere e schiavizzare il resto dell'umanità." Quindi ecco che le frenetiche giornate rivoluzionarie del luglio e dell'agosto del 1789 avrebbero impresso una svolta decisiva, ridisegnando una nuova traiettoria nell'orizzonte politico europeo. Ma la situazione, insomma, non venne accettata molto bene dal sovrano Luigi XVI, che ovviamente stava assistendo ad un ridimensionamento consistente del proprio potere e in parte anche da una parte considerevole, ecco, del clero e della nobiltà, tanto che la mattina del 5 ottobre 1789 le donne che si trovavano nel mercato della zona est di Parigi protestarono per un problema che continuava ad essere ancora un problema pressante, ovvero il costo del genere alimentare e in particolar modo per la mancanza del pane, dal momento che era in corso un'aspra carestia che stava pungendo la popolazione francese. La loro rabbia venne incanalata e guidata da alcuni rivoluzionari che stavano progettando una marcia contro Versailles per cercare di portare il re e soprattutto l'Assemblea nazionale a Parigi, cuore pulsante del regno francese. E la marcia
delle donne verso Versailles del 5 ottobre 1789 è narrata da Madame Cheret in questo suo documento molto importante che racconta proprio passo per passo la marcia delle donne verso Versailles e insomma il tentativo da parte delle donne proprio di riportare il re e l'Assemblea nazionale nella capitale francese. Versailles che dista insomma 20 chilometri da Parigi. L'avanzata durò circa 6 ore lungo la strada, il gruppo di manifestanti si infoltì in maniera massiccia, la marcia era guidata certamente dalle donne, tra cui anche questa Madame Cheret, ma vi era anche il marchese de Lafayette, che era il capo della Guardia Nazionale, che sperava di evitare massacri e distruzioni grazie anche all'appoggio delle milizie che partecipavano anch'esse, e all'arrivo a Versailles i manifestanti vennero accolti dai membri dell'Assemblea, soprattutto i rappresentanti del Terzo Stato, i quali pensavano fosse soltanto una semplice manifestazione a causa della carestia. Solo Robespierre riuscì a parlare alla folla e a calmarla, promettendo di chiedere l'udienza al re. Ed è in questa occasione che Robespierre si mise in mostra e iniziò la sua scalata politica. Maximilien Robespierre, che poi vedremo giocherà un ruolo importante soprattutto nel 1792-93 e poi ancora di più durante l'imposizione del terrore. E guidate quindi al presidente dell'assemblea, 5 donne scelte come delegate si presentarono al re per esporre le richieste del popolo. Il re sulle prime si dimostrò disponibile e promise di accettare le proposte delle donne e inoltre diede ordine di aprire i magazzini reali per sfamare la folla. Tuttavia la gente inquieta e non appagata non si ritirò, bensì invase il palazzo nonostante la coraggiosa e tenace difesa delle fedelissime guardie del corpo del sovrano, 2 delle quali tra l'altro persero anche la vita per salvare la regina, i loro cadaveri decapitati con un colpo d'ascia da una delle guardie di Lafayette, le loro teste poste sulle picche e poi riportate in trionfo verso Parigi. A quel punto il re promise che sarebbe tornato nella capitale del Regno di Francia e la folla accettò la promessa, che venne mantenuta nel primo pomeriggio del 6 ottobre, quando il re ritornò forzatamente a Parigi nel palazzo delle Tuileries, oggi vicino al Louvre, in carrozza con la famiglia, accompagnato proprio dalla folla. Andiamo pure nella slide successiva, perché con l'arrivo a Parigi del sovrano arriva a Parigi anche l'Assemblea nazionale. Nell'ottobre del 1789 i delegati bretoni agli Stati Generali seguirono re assemblea trasferendosi a Parigi. Il club bretone affittò un locale in Rue Saint-Honoré vicino all'assemblea, che si riuniva nella Salle du Manège des Tuileries, e si stabilì nel convento domenicano noto come dei Giacobini, perché la prima dimora parigina si trovava in Rue Saint-Jacques. E infatti è proprio in questo momento che si arriva all'ingrossamento e al rafforzamento della Società degli Amici della Costituzione a Parigi, come si chiamava inizialmente il club giacobino, e quindi la Società degli Amici della Costituzione, nel momento in cui si andò a formare, chiarì immediatamente i suoi obiettivi: sostenere la stesura della Costituzione, preparando i quesiti per l'ordine del giorno dell'Assemblea, e garantire contatti regolari con le società affiliate nelle province. Il club divenne immediatamente un laboratorio politico. I membri, di cui si conoscono più di 1100, includevano 200 deputati dell'Assemblea nazionale costituente e appartenevano all'elite intellettuale e liberale e alla borghesia. Ma soprattutto, ed è questo l'elemento importante da sottolineare, i giacobini progressivamente, ma a partire già dal 1789 e sempre di più nel corso degli anni successivi, o meglio dei mesi successivi, si organizzarono come un moderno partito politico.
e quindi aprendo delle sedi, non solo ovviamente quella ufficiale rinomata a Parigi, ma anche delle sedi nei diversi dipartimenti del regno, e andando quindi ad innervarsi, a radicarsi sempre di più all'interno della popolazione locale, cosa che poi permetterà successivamente ai giacobini quindi di affermare, di accrescere ancora di più il proprio peso politico all'interno della scacchiera politica francese. Andiamo pure alla slide successiva, perché effettivamente, ecco, con il ritorno del re a Parigi, alle Tuileries, progressivamente, insomma, nel 1791, il principe di Condé, Luigi Giuseppe di Borbone-Condé, si trovava a Coblenza, dove aveva stabilito il suo quartier generale per gli emigrati realisti durante la rivoluzione francese. Coblenza divenne un punto di raccolta per nobili francesi che fuggivano dalla Francia e cercavano di organizzare una controrivoluzione grazie anche al sostegno dell'arcivescovo di Treveri. E qui vediamo insomma una vignetta satirica però nei confronti del principe di Condé, che guarda i piccoli soldati francesi disposti sul suo pavimento. Ad ogni modo, gli emigrati aristocratici e nobili francesi che decisero di fuggire dalla Francia rappresentarono sempre una spina nel fianco nei confronti dell'Assemblea Nazionale Costituente, e soprattutto rappresentavano un'opportunità per il sovrano, desideroso ovviamente di riconquistare l'antico prestigio perduto e di riottenere quel potere che era stato drasticamente ridimensionato dalla presenza dell'Assemblea Nazionale Costituente. Andiamo pure nella slide successiva. La fuga della famiglia reale fermata a Varennes tra il 20 e il 21 giugno del 1791. Siamo a ottobre del 1789, Luigi XVI, che si era trasferito alle Tuileries, abituato lui e la sua famiglia al lusso e alla libertà di movimento di cui godevano a Versailles, Luigi e la regina Maria Antonietta si videro improvvisamente reclusi in appartamenti relativamente piccoli, attorniati dai tumulti esplosi in città, e costretti a sopportare la presenza costante della Guardia Nazionale, che più che proteggerli aveva l'aria di sorvegliarli. E ai molti sostenitori della vecchia monarchia pareva a tutti gli effetti un arresto domiciliare. E due furono i momenti che condussero Luigi XVI e la famiglia reale a tentare la fuga. Il primo è la morte di Mirabeau. Il 2 aprile del 1791, Honoré Gabriel Riquetti, conte di Mirabeau, il cosiddetto oratore del popolo, in virtù della sua straordinaria potenza retorica, il quale durante la rivoluzione rapidamente divenne uno dei più energici oratori dell'Assemblea Nazionale, e al suo discorso a Versailles fa risalire la legittimazione popolare del divieto di mandato imperativo, ma soprattutto Mirabeau, ecco, è un personaggio che riuscì ad affermarsi come portavoce importante delle diverse voci che c'erano appunto in circolo in Francia, e la tradizione semplifica che sostanzialmente Mirabeau sembra aver detto: andate a dire ai vostri capi che siamo qui per la volontà del popolo e che ci strapperà da qui solo la potenza delle baionette, in un momento di particolare enfasi emotiva. Dopo le giornate del 5 e 6 ottobre 1789, Mirabeau sentiva che la situazione stava sfuggendogli di mano di fronte soprattutto all'esuberanza mostrata da alcuni esponenti più radicali del cosiddetto Terzo Stato, come Maximilien Robespierre o lo stesso Jean-Paul Marat, che vedremo tra poco. E quindi a partire da questo momento Mirabeau appartenne a quel gruppo di personalità pubbliche che tentarono di frenare il corso degli eventi in un alveo moderato, come gli altri membri della Société des Amis de la Constitution, e dal suo amico Talleyrand al suo rivale Lafayette. A partire dal suo trasferimento definitivo a Parigi, Mirabeau aveva stabilito delle relazioni segrete con la corte per cercare di moderare, di calmierare gli eventi
rivoluzionari, tanto che il 2 aprile 1791, proprio per questo motivo, venne eliminato. E il secondo evento che poi condusse Luigi XVI e la famiglia a fuggire, a tentare la fuga, fu la Domenica delle Palme, in vista della Pasqua, il 19 aprile del 1789, quando i sovrani tentarono di uscire da Parigi per passare la Domenica delle Palme nella loro residenza di campagna di Saint-Cloud, e si videro circondati da una folla che impedì loro di partire e li ricoprì di insulti. E dopo questo incidente il re non ebbe remore a dichiarare pubblicamente di essere un prigioniero di Stato. In privato, esortato dalla moglie, maturò dunque la decisione di fuggire. E proprio alle 10 di sera del 20 giugno 1791 la regina condusse in segreto i suoi figli dal conte Hans Axel von Fersen, diplomatico e militare svedese, con il quale pare che la regina Maria Antonietta avesse insomma una relation dangereuse, e il re invece dovette intrattenersi con i cortigiani fino alle 11:30 di sera. Tuttavia, insomma, progressivamente Luigi e Maria Antonietta, i loro due figli e Fersen si riunirono alle 2 del mattino con 2 ore di ritardo rispetto a quanto pronosticato, viaggiavano su una carrozza enorme e lussuosa dove stavano comodi i 5 fuggitivi più la governante dei principi, 2 cameriere, il parrucchiere della regina e altri servi con bauli pieni di vestiti, stoviglie, bottiglie di vino e beni preziosi. La fuga fu scoperta solo alle 8 del mattino seguente. Inizialmente vi fu un tentativo di far credere che il re fosse stato rapito dai controrivoluzionari, ma a mezzogiorno si trovò un documento in cui egli spiegava le ragioni del suo gesto. Le autorità reagirono prontamente, ordinando l'arresto di chiunque avesse cercato di abbandonare il regno. I fuggitivi ovviamente viaggiavano sotto false identità, arrivarono a Pont-de-Somme-Vesle con 2 ore di ritardo rispetto a quanto preventivato, quando le truppe che avrebbero dovuto scortarli erano ormai andate via. E tra i rivoluzionari della cittadina c'era il responsabile della stazione di posta, tal Jean-Baptiste Drouet, che tempo prima aveva avuto occasione di vedere personalmente la regina. E quindi gli bastò una rapida occhiata all'interno della carrozza per riconoscere Maria Antonietta, rendersi conto che il servitore Durand aveva gli stessi tratti del re, e così come era raffigurato proprio sulle monete che circolavano in tutto il regno. E la carrozza reale riuscì comunque a continuare il cammino, ma Drouet, seguendo un'altra strada, arrivò prima di loro alla tappa successiva, nel paese appunto di Varennes, ad appena 50 km da Montmédy, e a quel punto Drouet, parlando con le guardie cittadine, le quali insomma non sapevano se segnalare la cosa perché stavano esaminando i documenti di viaggiatori, alcuni dicevano che i documenti erano in regola, Drouet esclamò: sono il re e la sua famiglia, e se li lascerete varcare la frontiera sarete colpevoli di alto tradimento. Successivamente, a quel punto, giunse al paese una divisione di ussari tedeschi pronti a liberare il re a colpi di sciabola, ma Luigi XVI temeva per la sua famiglia e volle aspettare l'arrivo di altre truppe. All'alba però era già troppo tardi, i rivoluzionari vi sbarrarono la strada e, andiamo pure nella slide successiva, il sovrano venne riportato a Parigi e il 25 giugno, lungo il tragitto, 6.000 tra cittadini armati e guardie nazionali scortarono proprio il sovrano, che fece rientro a Parigi accolto da un sepolcrale silenzio, e secondo i testimoni il monarca pareva straordinariamente tranquillo, come se nulla di particolare fosse accaduto. In realtà qualcosa era accaduto, e qualcosa di veramente molto grave, dal momento che il re aveva tentato la fuga lasciando questo documento di 16 pagine ritrovato il 21 giugno, la mattina del 21 giugno 1791, nel quale il sovrano dichiarava: il re non ritiene possibile governare un regno di così grande estensione e importanza come la Francia con i mezzi stabiliti dall'Assemblea nazionale, così come esistono attualmente. E infatti è proprio in quel preciso momento che si arrivò anche ad una scissione
in seguito alla fuga di Varenne all'interno del mondo politico francese, tra coloro che erano favorevoli a tappare la cosa, e cioè a coprire la fuga del re affermando che era stato rapito appunto dai controrivoluzionari, e quindi che richiedeva una finzione sostanzialmente per sostenere che il re fosse stato rapito e non avesse quindi tradito volontariamente i propri giuramenti, e chi invece, quelli più assertivi, quelli più radicali, che erano favorevoli all'instaurazione di una repubblica e che sostenevano invece il fatto di rivelare quanto era successo, ovvero che il re aveva tentato effettivamente la fuga e quindi metterlo davanti alle sue responsabilità. Andiamo pure alla slide. Stiamo parlando di girondini e foglianti fondamentalmente. Sì, infatti ci arrivo tra poco. Andiamo pure alla slide successiva, perché se da un lato la nobiltà e i monarchici rappresentavano un problema perché anelavano a riprendere il controllo del potere, il clero anch'esso subì insomma un colpo veramente molto importante, perché il 2 novembre 1789 l'Assemblea Costituente requisì i beni della Chiesa, dando avvio all'incameramento dei benefici ecclesiastici con il chiaro intento di risanare il bilancio pubblico dello Stato. Nel 1790 fu promulgata la cosiddetta Costituzione civile del clero, cioè parroci e vescovi divennero sostanzialmente funzionari statali. La Chiesa francese smise di obbedire al Pontefice di Roma, giurando fedeltà alla Repubblica. E proprio per questo motivo che il Papa Pio VI condannò l'azione politica di Parigi, e all'interno della Francia si arrivò ad una divisione tra il clero costituzionale, che aveva giurato lealtà e fedeltà alla Repubblica, giurando appunto sulla Costituzione, e il clero refrattario, cioè fedele al Papa e contro i rivoluzionari. E il clero refrattario, insomma, aveva molti esponenti al suo interno, particolarmente diffusi nelle campagne francesi, che poi, come vedremo, giocarono un ruolo importante nella rivolta della Vendée che affronteremo la prossima volta. Andiamo pure ai club politici, perché le fazioni rivoluzionarie si erano organizzate all'interno dell'Assemblea Nazionale Costituente in gruppi politici, detti club, che ebbero un ruolo decisivo nel percorso di cambiamento dell'ordine costituito, distillando un progetto rinnovato. I Giacobini, che provenivano dalla media e piccola borghesia e che avevano posizioni apertamente repubblicane, la loro guida più importante fu senz'altro Maximilien de Robespierre, e che erano repubblicani che avevano diverse ali al proprio interno e che manifestarono la volontà proprio di rivelare la fuga del re per cambiare lo stato delle cose e dare avvio ad una vera e propria repubblica. E i cordiglieri repubblicani radicali, che erano sostanzialmente l'ala più assertiva del club dei Giacobini, da cui poi si sottrasse per andare a costituire un suo specifico club politico, di cui facevano parte Georges Danton, Camille Desmoulins e Jean-Paul Marat, che chiedevano maggiori diritti per il popolo, l'aumento dei salari, garanzie occupazionali per i lavoratori. E poi foglianti, i favorevoli alla monarchia costituzionale. Tra gli esponenti vi erano Gabriel Honoré Mirabeau, eliminato proprio nell'aprile del 1791, e il marchese di Lafayette, che aveva costituito ed era a capo della Guardia Nazionale, ma che era proprio favorevole ad una monarchia costituzionale, riprendendo il modello inglese. Alla fine, il 3 settembre del 1791, andiamo pure alla slide successiva, si ebbe proprio l'emanazione, la promulgazione di questa nuova Costituzione, che era espressione dell'alta borghesia e della nobiltà illuminata, con una partecipazione politica limitata, fortemente limitata soprattutto dal censo. Insomma, una monarchia costituzionale in cui il potere esecutivo era in mano al re, che nominava i ministri, il potere legislativo invece era in mano ad un'assemblea elettiva, e l'assemblea decideva sull'entrata in guerra, sulle trattative di pace. La Costituzione, insomma, stabiliva l'elezione di sindaci e consigli nei dipartimenti e nei comuni. Però ecco, una monarchia costituzionale sottoposta ad un criterio rigorosamente censitario per esercitare il diritto
di voto, tanto che si aveva una divisione tra i cittadini passivi, e cioè senza diritto di voto, a cui però volevano aprire il mondo politico i cordiglieri e anche l'ala più radicale di Giacobini, i cittadini attivi con diritto di voto ma non eleggibili, e i cittadini eleggibili, cioè con diritto di voto ed eleggibili perché ricchi e proprietari terrieri. Andiamo pure nella slide successiva, Luca, perché fondamentalmente, ecco, dalla monarchia costituzionale del 1791 erano completamente escluse le donne, che parteciparono attivamente alla rivoluzione. L'abbiamo visto con la marcia delle donne del 5 ottobre 1789, che fu decisiva per l'arrivo del re Luigi XVI e dell'Assemblea Nazionale Costituente a Parigi, ma che rimasero escluse da ogni diritto di natura politica. E la donna fondamentalmente all'interno di non solo della società di antico regime, ma ancora di più forse di questa nuova società che si andava a creare con il movimento rivoluzionario, era considerata naturalmente dedita esclusivamente alla casa e alla famiglia. Nei Cahiers de doléances furono incise le prime rivendicazioni di diritti politici, e nel 1791 Olympe de Gouges scrisse e dedicò alla regina Maria Antonietta la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, richiedendo esplicitamente il diritto di voto e dicendo: tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali davanti alla legge, dovranno essere ugualmente ammessi a tutti gli uffici e incarichi pubblici, un qualcosa che però insomma rimase lettera morta. Andiamo pure... ma non solo, anche perché come potete notare è morta nel 1793, indovinate come. Quindi, cioè, fu ghigliottinata pure lei alla fine dei conti. Sì, alla fine sì. Andiamo pure alla slide successiva, nella guerra del 1792, perché nell'aprile del 1792, su proposta del re, l'Assemblea dichiarò guerra all'Austria e alla Prussia. E qui abbiamo una prima rottura importante fra i girondini e i giacobini. Perché? Perché fondamentalmente i girondini e i moderati, per promuovere gli interessi commerciali e consolidare il governo, erano favorevoli a questa guerra preventiva contro Austria e Prussia, che avevano dimostrato un'austerità feroce nei confronti della Francia, non solo sul piano geopolitico e militare, ma anche su quello ideologico, perché quanto stava succedendo in Francia avrebbe potuto rappresentare un modello deleterio anche per il resto dell'Europa, e il re, che evidentemente sperava nella sconfitta della Francia rivoluzionaria, così da ripristinare il suo potere, anche grazie al supporto di quei nobili che erano fuggiti alla Francia, tra cui il fratello minore del re, il conte d'Artois, che avevano trovato rifugio, alcuni in Savoia, in Piemonte, altri negli stati tedeschi, in Germania, e che quindi, insomma, in caso di una sconfitta della Francia rivoluzionaria, avrebbe potuto rivendicare, grazie al sostegno e al rientro dei nobili, avrebbe potuto far rivalere i propri diritti e riconquistare l'antico prestigio. Contrari che erano i giacobini, convinti dell'impreparazione dell'esercito francese e sicuri che questa fosse proprio una mossa del sovrano per cercare di ridimensionare il movimento rivoluzionario. Le operazioni militari furono un disastro, tanto che l'11 luglio l'Assemblea proclamò solennemente che la patria era in pericolo, e cominciarono ad affluire nella capitale, dalle province, i battaglioni dei federati, una forza rivoluzionaria creata dal corpo legislativo più per intervenire contro i complotti controrivoluzionari all'interno che per combattere in realtà sulle frontiere. La tensione aumenta ancora quando le potenze coalizzate minacciarono la distruzione di Parigi col manifesto di Brunswick del 25 luglio, quando il duca di Brunswick, comandante delle truppe austro-prussiane, minacciò la distruzione di Parigi in caso di offesa
al re. Andiamo pure nella slide successiva, perché in questo preciso momento i sanculotti si scatenano completamente. Il 10 agosto del 1792, infatti, i sanculotti attaccano il palazzo delle Tuileries. Il 21 settembre del 1792, su pressione dei sanculotti, l'Assemblea legislativa sospese il re dalle sue funzioni e imprigionò la famiglia reale. Andiamo pure alla slide successiva, perché a settembre i sanculotti assaltarono le prigioni, convinti di dover stroncare un complotto controrivoluzionario pronto a reintrodurre il dispotismo assoluto, e fecero una strage. A quel punto la classe politica doveva decidere se dare la priorità al mantenimento dell'ordine sociale oppure alla difesa della rivoluzione contro il pericolo interno ed esterno, anche a prezzo di ricorrere a misure d'eccezione. E ciò avrebbe significato cedere almeno in parte alle rivendicazioni popolari per poter contare sul sostegno dei militanti sanculotti e nello stesso tempo controllarli, mentre in tutto il paese ricominciavano i moti agrari e a Parigi prese piede l'estremismo degli arrabbiati, che erano i più radicali fautori di misure sociali ed economiche a favore dei più poveri e della pena di morte per chi speculava sui mezzi di sussistenza. Andiamo pure alla slide successiva, perché proprio in questo preciso momento, nel settembre del 1792, durante gli assalti di sanculotti a Parigi, nel cercare insomma di contrastare le forze controrivoluzionarie interne e anche i nemici esterni, si arrivò all'elezione a suffragio universale maschile il 20 settembre 1792 della Convenzione nazionale, che si insediò proprio il 20 settembre del 1792. Vi erano 749 deputati divisi in 3 gruppi, ed è da questo preciso momento che si incominciò a parlare di destra o sinistra in ambito politico, per semplificare. I montagnardi, seduti alla sinistra del presidente dell'Assemblea, che erano sostanzialmente i giacobini, e i cordiglieri, favorevoli alla Repubblica e portavoci del popolo e della piccola borghesia; la pianura, seduti al centro, i deputati senza un preciso orientamento politico, che venivano chiamati anche esponenti della palude, non solo della pianura, e che rappresentavano però la maggioranza all'interno della Convenzione nazionale; e poi Gerundini, seduti alla destra del presidente dell'Assemblea, e erano i moderati, i più conservatori, i sostenitori del mondo degli affari e del libero mercato, tra i grandi esponenti, importanti mercanti che provenivano dalle città di Nantes, di Bordeaux e di Marsiglia. Andiamo pure nella slide successiva, perché durante, o meglio, poco prima dell'insediamento della Convenzione nazionale, il 21 settembre del 1792, si ebbe la battaglia di Valmy, la prima importante vittoria morale e anche militare dell'esercito rivoluzionario francese contro Austria e Prussia. L'insediamento della Convenzione nazionale durante i moti sanculotti a Parigi e i moti agrari in tutta la Francia, uniti a questa grande importante vittoria riportata dall'esercito francese, portarono ad una spinta motivazionale notevole all'interno della collettività transalpina, e soprattutto portarono la popolazione a credere fermamente nella bontà della causa rivoluzionaria. Andiamo pure nella slide successiva, perché una volta insediata la Convenzione nazionale, il 21 settembre 1792, abolì la monarchia, proclamò la Repubblica, e sotto la spinta dei giacobini capitanati da Maximilien Robespierre e Louis-Antoine Léon de Saint-Just fu deciso che il re dovesse essere processato per alto tradimento verso lo Stato. La fuga da Varennes, la tentata fuga fermata a Varennes, e poi soprattutto la decisione di entrare in guerra contro Austria e Prussia, e il manifesto di Brunswick, che palesava fondamentalmente una sorta di complotto da parte del re con i nemici dello Stato
per cercare di sovvertire il movimento rivoluzionario e quindi schierarsi contro il regno, portò proprio alla messa in stato di accusa del sovrano. Le colpe imputate al re erano molteplici, sintetizzabili però in 3 punti chiave: aver incoraggiato l'emigrazione di molti aristocratici, aver finanziato la propaganda antirivoluzionaria, ma soprattutto aver cospirato per restaurare il regime assoluto con i nemici interni, ma soprattutto con i rivali esterni alla Francia. Andiamo pure nella slide successiva, perché il processo, insomma, portò anche in questo caso ad un dibattito molto forte sul rapporto del comitato nazionale, sul rapporto da parte della convenzione nazionale su come procedere nei confronti del re. Anche in questo caso si delineò una frattura tra i girondini, che volevano un vero e proprio processo, e i montagnardi, che chiedevano un semplice verdetto, sostenendo che il popolo avesse già giudicato e condannato il re con l'insurrezione del 10 agosto, assaltando il palazzo del Tuileries. E la scoperta il 20 novembre 1792 del cosiddetto armadio di ferro, pieno di prove delle attività controrivoluzionarie segrete del re, affrettò l'inizio del processo, nel quale Luigi XVI si difese rivendicando la propria inviolabilità costituzionale e negando l'autenticità delle prove a suo carico. Ad ogni modo, alla fine, Luigi Capeto, già XVI, fu condannato a morte all'unanimità il 20 gennaio e il giorno dopo, il 21 gennaio 1793, ghigliottinato. E alla consorte Maria Antonietta toccò la stessa sorte il 16 ottobre dello stesso anno. Andiamo pure nella slide questa storia che veniva chiamato Luigi Capeto. Allora, parliamoci chiaro. Capeto vuol dire Capetingi, quindi vuol dire una dinastia che regnò fino almeno a Filippo IV il Bello, quindi parliamo degli inizi del 1300, e poi successivamente ci sono tutte le altre dinastie, e qua invece siamo a un Borbone. Il fatto che lo chiamassero Luigi Capeto era più che altro un ridimensionamento specialmente del suo potere. Non era più re, era un banale cittadino che ora doveva essere processato, diciamo così, e poi messo sentenziato, ecco, con la pena capitale. Quindi questo cosa significava? Ovviamente che lo stesso cognome, tra virgolette, Capeto, soprannome, in questo caso Capeto, era più un modo per prenderlo in giro, no? Per farlo vedere come non più un re, ma un uomo tra i tanti. Ecco, un semplice omuncolo. Ecco, questo o meglio è di fatto più la spiegazione, perché spesso, insomma, si tende a dire: ma come? Allora era un capetingio? Non esattamente, in verità sicuramente, voglio dire, la linea di sangue capetingia dal Medioevo fino adesso c'era sicuramente, ma parliamo comunque di un'altra dinastia, la dinastia dei Borbone di Francia. Sì, come dicevi giustamente te, Luca, era per dare un cognome a un cittadino comune, quale era ormai diventato l'ex sovrano, e soprattutto, insomma, voler rimarcare anche una cesura netta con la monarchia francese. Ugo Capeto, che era stato il primo sovrano di Francia, e quindi ghigliottinare Luigi XVI con il nome di Luigi Capeto significava, insomma, conferirgli la cittadinanza come tutti gli altri cittadini. Quindi era una persona comune, primo, ma secondo, si eliminava con lui l'intera linea sacrale, simbolica, valoriale che univa Ugo Capeto con Luigi XVI. Andiamo poi nella slide successiva, e qui andiamo a chiudere con le parole di Maximilien Robespierre nel discorso per la condanna a morte di Luigi Capeto il 3 dicembre 1792, al termine di un processo fulmineo. Il processo al tiranno è l'insurrezione. Il suo giudizio è la caduta della sua potenza, la sua pena è quella richiesta dalla libertà del popolo. I popoli non giudicano come le corti giudiziarie, non emettono sentenze, lanciano la loro folgore, non condannano i re, li catapultano nel nulla. Questa giustizia vale quanto quella dei tribunali.
Se i popoli si armano contro i loro oppressori per la propria salvezza, come possono essere tenuti ad adottare un modo di punirli che sarebbe un nuovo pericolo per essi? Ci siamo lasciati indurre in errore da esempi stranieri che non hanno nulla a che fare con noi. Che Cromwell abbia fatto giudicare Carlo I da un tribunale di cui poteva disporre, che Elisabetta abbia fatto condannare Maria di Scozia nella stessa maniera, è naturale. I tiranni che sacrificano i loro simili non al popolo, ma alla loro ambizione, cercano naturalmente di ingannare l'opinione del volgo mediante forme illusorie. In questo caso non sono in questione né i principi né la libertà, ma la furberia e gli intrighi. Ma il popolo, quale altra legge può seguire il popolo se non quella della giustizia e della ragione, sostenute dalla sua onnipotenza? Ed è qui che rientra quindi in gioco, da protagonista assoluto, la nazione, il potere costituente, colei, la nazione depositaria della sovranità politica, colei che decide sostanzialmente di imprimere e di decretare la sua giustizia nei confronti di un sovrano diventato cittadino comune. Le fiamme e la ghigliottina del terrore giacobino avrebbero da qui in poi imbrattato di sangue il suolo di Francia nello scontro tra girondini e giacobini e poi soprattutto nell'affermazione proprio del periodo ridenominato del terrore e che porterà ancora di più in avanti il movimento rivoluzionario, arrivando però a scardinare quei diritti che erano stati invocati con forza, che verranno ridimensionati e che per altri versi invece raggiungeranno la loro massima applicazione concreta. Allora io vorrei concludere aggiungendo due frasi di due filosofi, pensatori, anche uno di questi è pure uomo di Stato, anche se forse un pochino anacronistiche, ma che di fatto riguardano comunque questo argomento e questo spartiacque della storia, e specialmente d'età moderna. Partirei prima per commentare un po' quello che abbiamo detto con Marx, specialmente, che appunto quando doveva definire che cos'era il proletariato, lo definì di fatto come l'arma che gli stessi borghesi si erano creati per essere fondamentalmente distrutti, esattamente come i borghesi, molto prima, all'epoca della Rivoluzione francese, sono state le armi create proprio da clero e nobili per autodistruggersi. E questo un po' per questa prima parte. Nella seconda parte, e vi lascio con questa, la frase, secondo me, attribuita a Thomas Jefferson di tanto in tanto l'albero delle libertà e le sue radici devono essere in qualche modo annaffiate con il sangue degli innocenti e dei tiranni, sarà ovviamente, penso, presa un pochino ad esempio dallo stesso Maximilien de Robespierre, dal suo comitato di salute pubblica nella fase successiva, quindi del cosiddetto terrore, che ovviamente, come si suol dire, forse non aveva ben capito esattamente chi erano gli innocenti, chi erano i tiranni, ponendoli di fatto sotto un unico ombrello probabilmente. Detto questo, io a questo punto direi di concludere qui la puntata di oggi. Il prosieguo, ovviamente, e la conclusione di questa miniserie sulla rivoluzione francese, sempre con Elia Morelli, sarà, se non ricordo male, il 31 luglio, sempre alle ore 18. E io ovviamente ringrazio te, Elia, ringrazio voi, anche un bel numero, devo dire, per queste 2 ore e 20 quasi di live, dense ovviamente di informazioni, però speriamo di essere stati il più precisi possibile, più che io ovviamente, sicuramente il nostro relatore, cioè Elia Morelli. Speriamo anzi di aver risposto a tutti i quesiti e le domande che avete. Io a questo punto, prima di lasciarvi alla prossima e ultima live della stagione, vi ricordo sempre di iscrivervi, mettere like, commentare, condividere, eccetera, 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 per titillare sempre di più l'algoritmo. E a questo punto io vi rimando a una prossima live, ancora qui, su Paresia. Arrivederci a tutti e ciao, Elia. Ciao a tutti, grazie, alla prossima.